Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3, il primo appuntamento giornaliero con tutti gli aggiornamenti di cronaca naturalmente, ma poi c'è anche l'economia, cioè l'attualità al centro di questa nostra diretta e come sempre al mercoledì poi nella seconda parte ci sarà lo spazio dedicato alla CGIL, parleremo di infortuni e incidenti sul lavoro, un tema molto caldo anche nella nostra regione. Come detto partiamo però con gli aggiornamenti di cronaca e andiamo ad Abano Terme con l'incidente mortale costato la vita ad un 26enne lunedì notte. Il giovane doveva laurearsi proprio ieri mattina, ma l'Università di Padova smentisce. Allora la famiglia chiede che venga fatta luce, che sia fatta la verità su quanto accaduto. A casa di Riccardo Faggin ieri ci sarebbe dovuta essere una grande festa. Il 26enne aveva in programma di discutere la tesi in scienze infermieristiche, poi il rinfresco con gli amici e la cena in un ristorante con i parenti. Invece sono giorni di dolore perché il giovane lunedì notte è morto schiantandosi contro i platani che costeggiano via Romana Aponense al confine tra Abano Terme e Padova, mentre stava tornando a casa dopo aver trascorso qualche ora in un bar di Montegrotto con gli amici. Al dolore di una famiglia distrutta si aggiunge in queste ore anche il mistero. L'Università di Padova infatti ha smentito che martedì mattina fosse in programma la discussione della tesi di Riccardo Faggin. Pare che al ragazzo mancasse ancora qualche esame prima di concludere il percorso di studi. La famiglia lo ha scoperto solo ieri sera e non sa darsi spiegazioni. Nel frattempo la Procura di Padova ha aperto un'indagine per ricostruire quanto è accaduto. Lunedì a mezzanotte non ci sono testimoni dello schianto. Riccardo Faggin viaggiava in direzione Padova, stava tornando a casa nel quartiere di Volta Brusegana. All'improvviso la sbandata nella corsia opposta e l'impatto violentissimo contro i platani. Nessuna ipotesi esclusa dal colpo di sonno al malore all'alta velocità. Quando i vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalle lamiere, per lui non c'era già più nulla da fare. Vani tutti i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo. Presto potrebbero essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il magistrato inoltre ha disposto l'autopsia sul corpo. Riccardo Faggin conosceva bene via Romana Aponense, la percorreva sempre ed era un ragazzo prudente, dicono i genitori, che ora vogliono solo capire cosa sia accaduto al loro figlio. Un altro incidente stradale accaduto nel Trevigiano ieri sera a Carano San Marco, coinvolte 2 auto, feriti 2 conducenti. Uno schianto lungo via Padova a Carano San Marco. L'incidente è avvenuto intorno alle 20:30. Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Montebelluna che hanno immediatamente messo in sicurezza i mezzi. I conducenti delle auto sono stati invece presi in cura dal personale del SUEM 118 e portati in ospedale. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell'ordine. La polizia stradale ha deviato il traffico ed ha eseguito i rilievi del sinistro. Lungo via Padova il traffico ha subito forti rallentamenti. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 23 con il recupero delle auto da parte dei carri attrezzi. Restiamo nella Marca trevigiana con un'operazione della Guardia di Finanza, lavoratori in nero e violazioni tributarie per 900.000 euro in 2 laboratori del Trevigiano scoperti proprio dalle Fiamme Gialle. Lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso, oltre a violazioni tributarie e alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro in 2 laboratori nei comuni di Ponzano Veneto e Paese. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, con il supporto dello SPISAL e dell'ARPAV, hanno constatato diverse violazioni delle norme di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro. L'individuazione di 2 operai in nero e l'accertamento di pendenze tributarie per 900.000 euro da parte delle imprese, tutte amministrate da stranieri che nel tempo hanno gestito i 2 laboratori. Nel corso dell'operazione sono stati posti sigilli ai macchinari e gli amministratori delle 2 ditte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso per la violazione delle norme sulla prevenzione degli incendi e dei rischi nei luoghi di lavoro. Per entrambe le aziende, che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, l'Ispettorato del Lavoro e lo SPISAL hanno adottato il provvedimento di sospensione delle attività. Ex vigile a processo, per oltre un anno avrebbe perseguitato Roberta Sarasin, assessore del comune di Mestrino, siamo in provincia di Padova.
Andrà a processo per stalking. Un ex vigile di Mestrino di 65 anni è stato rinviato a giudizio ieri dal Tribunale di Padova con l'accusa di aver perseguitato per oltre 1 anno e mezzo l'assessore alla cultura del comune Roberta Sarasin. Ad annunciarlo con un post su Facebook è stata proprio la donna in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il mio stalker è stato rinviato a giudizio, la giustizia esiste, la violenza psicologica non è meno importante di quella fisica, ha scritto l'assessore di Mestrino, che in questi mesi aveva più volte denunciato gli appostamenti continui dell'ex vigile, che passava continuamente davanti al negozio dove lavorava scattando le foto. In un'occasione l'avrebbe anche seguita a Roma, dove l'assessore aveva aperto un altro punto vendita. L'ex vigile si è difeso sostenendo che si trovava nella capitale per accompagnare la figlia ad un colloquio di lavoro. Roberta Sarasin era arrivata al punto di farsi accompagnare perché la presenza dell'ex vigile davanti alle vetrine dell'agenzia era costante. L'uomo, 65 anni, respinge le accuse. La prima udienza del processo è stata fissata a gennaio del 2024, ma nel frattempo nei confronti dell'ex vigile non sono state applicate misure restrittive. Cade di notte in casa, non riesce a rialzarsi, chiede aiuto per ore. A Vicenza un'anziana salvata dalla polizia. Sola a casa, era caduta nel cuore della notte e chiedeva aiuto da ore. Ad accorgersi verso le 6 del mattino delle grida è stata una vicina di casa che ha allertato la centrale della questura. Gli agenti della squadra volanti arrivati sul posto hanno sentito le richieste di aiuto arrivare dal primo piano della palazzina. Hanno fatto intervenire i pompieri per scardinare la porta e sono entrati nell'abitazione a soccorrere l'anziana che era riversa a terra da ore, che ha riferito di essere accidentalmente caduta. I sanitari del 118 hanno quindi soccorso l'anziana e l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti. E allora adesso dovremmo essere pronti a collegarci con Venezia, con il nostro Filippo Fois, lo vedo in compagnia dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, perché oggi è il giorno del bilancio dei 10 anni di attività dell'unità di crisi proprio sul lavoro, l'unità di crisi regionale. Buongiorno a te Filippo e buongiorno all'assessore Donazzan. Buongiorno da Venezia, anzi da Mestre, dalla sede di Veneto Lavoro. Al mio fianco, l'avete riconosciuta, c'è l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Oggi si stila un po' un bilancio di 10 anni di attività di crisi aziendali. Ce ne sono state credo più di 200 che voi avete affrontato e il più delle volte risolto. 277, Filippo, per essere preciso. Buongiorno a tutti. Sì, il tema è tra i più importanti e delicati. Questa è una terra, il Veneto, di produzione, di economia, di alta densità, di imprese, e quando le imprese soffrono noi abbiamo immaginato un sistema che poi è diventato un vero e proprio modello di gestione di queste crisi, perché il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di continuità produttiva, mantenimento della nostra capacità di produrre, nel caso reindustrializzazione, cioè vuol dire continuare a produrre ma un'altra cosa, e la salvaguardia evidentemente del dato occupazionale, ma le due cose le abbiamo sempre tenute insieme. Primo, difendere l'impresa cercando di risolvere il problema che aveva, cercando di capire quali fossero le ragioni di quella crisi, e poi nell'accompagnamento la soluzione quando possibile, la reindustrializzazione quando di altro tipo, ma il tema del lavoro al centro. 10 anni fa c'erano ancora i postumi della crisi finanziaria del 2008, poi abbiamo dovuto affrontare la crisi del Covid, adesso una nuova crisi internazionale che sta scuotendo le fondamenta anche della nostra economia. Voi state iniziando a sentirla qua a Veneto Lavoro? Noi sentiamo i fenomeni del cambiamento, perché abbiamo voluto proprio mantenere anche il tema unità di crisi. Qualcuno diceva cambiate il nome, che le risolvete, ma crisi etimologicamente significa trasformazione, cambiamento. Noi stiamo assistendo ad un altro cambiamento che ha un'opportunità e un rischio. L'opportunità che vediamo è tanto interesse da parte del resto del mondo di venire a acquisire le nostre imprese. Il rischio è che le nostre imprese perdano il radicamento, la sovranità, la libera scelta, no? All'interno delle proprie strategie, perché rispondenti ad altro. Di sicuro il Veneto è interessato da questi fenomeni di acquisizioni, tanti fondi, tante multinazionali. Ahimè, questo lo dico perché per me è un problema da affrontare a livello centrale, la perdita di sovranità, ovvero aziende che non saranno più venete, vicentine, veneziane, trevigiane, ma saranno multinazionali. Qualcuno dice che va bene, alle volte allontanare la testa non significa portar bene.
In effetti ci sono diversi paesi europei, per esempio, e non solo, che dicono no, quell'azienda non si vende perché ha un valore strategico per l'economia del territorio, per cui si esce da certe logiche di libero mercato, perché comunque si tratta di una cosa troppo importante per affidarla all'estero. In effetti questo è anche ciò che vedo in termini di buon auspicio con questo governo. Questo governo ha ribattezzato il Ministero dello Sviluppo Economico, che è il ministero con cui l'unità di crisi si interfaccia, direi quotidianamente, l'ha voluto ribattezzare del Made in Italy, quindi mettendo al centro proprio questo tema dell'identità nazionale, della sovranità nelle scelte economiche e anche un po' della difesa dell'interesse nazionale. Ecco, guardate che oggi le imprese sono le nostre commodity, sono le nostre materie prime. Noi qui non abbiamo materie prime, abbiamo trasformazione, conoscenza, capacità di lavoro. Questo è il nostro patrimonio e va salvaguardato. Quando Filippo lei diceva ci sono altre nazioni che mettono, no, dei paletti, la golden share, ecco, noi crediamo che le politiche industriali dell'Italia debbano riguardare proprio il manifatturiero e nel Veneto ce n'è tanto. Giusto per chiarire ai nostri telespettatori, mettiamo il caso che una grossa multinazionale acquisti una grossa impresa veneta, si tratta di un grosso gruppo finanziario che magari fattura più di tutto lo Stato italiano e da un giorno all'altro può decidere di spostare la produzione in Messico, in Argentina o chissà dove con un licenziamento di massa dalle grosse proporzioni. È per questo che è importante difendere le aziende. È esattamente questo il problema sullo sfondo, no? Quello è lo scenario che lei ha raccontato, è il peggiore degli scenari possibili, però prima di dobbiamo pensare prima come evitarlo. Il tema della difesa. Mi scusi, anche con Ideal Standard, per esempio, voi siete riusciti, c'era un grosso gruppo che era intenzionato ad andarsene, però come l'avete risolta? Lì l'abbiamo risolta perché siamo riusciti a costruire un meccanismo completamente nuovo che noi da oggi, dal tema che abbiamo chiamato proprio caso Ideal Standard, abbiamo deciso di mettere sul campo. Cioè abbiamo portato tutta la decisione dentro un tavolo di relazioni anche con la multinazionale. Abbiamo detto alla multinazionale che non poteva chiudere e basta, che non poteva licenziare per fare scelte di altro genere e su scala per loro l'Italia non era più interessante. Dopo aver chiuso altri 2 stabilimenti, io li avevo seguiti tutti, in altre parti, non nel Veneto, aveva deciso di chiudere anche questo. Noi imponemmo il tema appunto della salvaguardia di quella ceramica così particolare, di un marchio storico, di una identità forte sul territorio, e portammo alla discussione dentro un tavolo, invitando un advisor a trovare un acquirente, cioè una possibile soluzione. Ecco, di fronte a questo le multinazionali possiamo forse fermarlo. Diciamo che l'abbiamo fatto con le mani nude e noi vorremmo che invece questo governo possa avere, e uscirà dal convegno di domani anche qualche proposta, che possa avere sullo sfondo invece gli strumenti per fare in modo che non ci si trovi sempre a difendersi a mani nude. Ultima domanda invece, se c'è qualche rimpianto, qualche cosa che brucia, che non si è riusciti a risolvere. Il mio più grande rimpianto è di non avere potuto rilanciare il settore dell'elettrodomestico dall'inizio alla fine. Guardate che fino al 2000 l'Italia, il Veneto, era il maggiore produttore di elettrodomestico, il frigorifero. Badate che è una scatola bella, meravigliosa, oggi con tanta elettricità, ma la cosa che vale è il compressore, cioè quello strumento che ti permette di tenere continuativamente il freddo, di avere qualità. Ecco, noi avevamo l'ultima fabbrica di compressori, la più bella al mondo per me, che è la CC di Mel. Quella purtroppo l'abbiamo reindustrializzata, non abbiamo salvato quella produzione, ovvero nessuno ha creduto che su quel compressore ci si potesse investire, qualcuno ha remato contro però, e queste sono le cose che mi restano amare in bocca. Anche perché credo che questi compressori per frigoriferi li facciano solamente in un'altra parte in Europa, forse in Germania, per cui era un settore che quando si parla di strategico, va bene, ma chi ha remato contro, se posso... Lo dirò quando finirò la mia carriera politica e scriverò un libro straordinario, Filippo. Va bene, allora in attesa di passare in libreria noi ringraziamo della sua disponibilità l'assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan e la Mestre, vi restituiamo la linea. Grazie davvero a Filippo Fois, grazie all'assessore Donazzan. Resta dunque insomma un mistero che solo un libro, una volta finita la carriera politica, l'assessore svelerà. E continuiamo a parlare di economia. Saluto, la ringrazio per essere con noi, ben ritrovata la Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loretta Berton. Ben ritrovata Presidente, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Io le chiedo subito di fare insieme a noi una valutazione, un'analisi della manovra finanziaria al centro del dibattito politico, ma non solo.
Allora, innanzitutto io ho seguito l'intervento dell'assessore Donazzan, a cui vanno i miei complimenti, perché è un assessore che lavora sul territorio e per le aziende come dovrebbe essere. Poi abbiamo alcune, come dire, su ACC io ho un'altra opinione, però il suo lavoro fatto in provincia di Belluno è stato fatto con serietà e con responsabilità, per cui io Elena la voglio ringraziare proprio per l'impegno che ha avuto sulla nostra provincia di Belluno. Passando alla manovra, cosa le devo dire? Io spero sia solo un assaggio, perché quello che ha chiesto la Confindustria è la cosa più importante, il tagliare il cuneo fiscale di almeno del 5%. Quello che è stato fatto non è assolutamente abbastanza, anche se apprezzo le parole del Premier quando afferma di voler parlare con i corpi intermedi e con Confindustria, perché questo confronto è fondamentale e importante. Insomma, sono stati accontentati un po' tutti, non è una grande manovra e soprattutto il taglio al cuneo fiscale può dare quella svolta alle imprese e anche al benessere dei nostri lavoratori che oramai è fondamentale. Cioè diciamo che è stata data una risposta all'emergenza del momento, che sono le bollette, ma adesso è necessario fare un passo ulteriore, guardare al futuro e guardare quelle che sono le esigenze, appunto il taglio del cuneo fiscale, anche per ridare potere d'acquisto alle famiglie. Assolutamente, guarda, quella delle bollette è una cosa che va risolta a mio avviso in modo diverso, non è che con un aiuto piccolo o grande che sia si risolva il tema. Lì c'è un tema da affrontare a livello europeo e non possiamo più aspettare, perché tra qualche mese, come dire, non sappiamo cosa accadrà. Per cui io mi auguro che sia così come dire, una situazione momentanea, ma quello che dobbiamo fare per il caro energia è ben altro. Questo è solamente, come dire, un aiutino, non farà tantissimo. Il cuneo fiscale invece, a mio avviso, se fosse stato alzato al 5% avrebbe potuto fare tantissimo e soprattutto portare fiducia anche nei consumatori, che è fondamentale. Presidente, diciamo che poi bisognerebbe fare un discorso diverso per la montagna. Ne ho parlato spesso in questi collegamenti con addetti ai lavori della montagna, dagli albergatori ai ristoratori, dicendo noi abbiamo esigenze diverse, qui bisogna scaldare, si scalda veramente, si inizia prima poi a scaldare. Forse un ragionamento diverso andava fatto per questo territorio e non è stato fatto. Come spesso accade. Per la montagna a stretto giro chiediamo misure specifiche e lo sanno tutti che qui l'inverno costa di più e vanno sostenute le aziende e le imprese. Riscaldare un'azienda, mi scusi, in Cadore, e ce ne sono tante, è completamente diverso che riscaldarlo anche nella pianura padana, perché guardate che se giù sono 10, su sono 5 o meno 5, per cui la differenza è fondamentale. E poi posso dire una cosa, adesso parliamo anche di infrastrutture. Le infrastrutture sono fondamentali, no? E vanno di pari passo con il costo dell'energia per noi, perché arrivare in montagna costa di più, questa è la verità. Il tema delle infrastrutture è un tema ricorrente nei nostri incontri, Presidente, ma perché è davvero un'emergenza, è davvero una necessità. È vero che parliamo spesso di tutte quelle che sono le opere strettamente legate ai Giochi Olimpici, ma non c'è solo quello. No, non c'è solo quello, e poi guardi, io mi permetto di dire una cosa, ma parliamo del ponte sullo Stretto, no? Bellissimo progetto. Mi chiedo perché non dobbiamo parlare dello sbocco a nord, che a mio avviso è altrettanto importante. Non possiamo più trascurare questo tema. E quindi noi siamo disposti, c'è un tavolo delle infrastrutture nella provincia di Belluno, ne abbiamo parlato con Confindustria Trento e Confindustria Bolzano. Lo sbocco a nord è nell'interesse non solo della provincia di Belluno ma di tutto il Veneto. Allora a me piacerebbe parlare, oltre che dello stretto di Messina, sentire qualcuno parlare della possibilità di fare questo sbocco a nord e rispettando quello che oggi sono le nuove tecnologie. Nessuno vuole rovinare l'ambiente o fare strade, come dire, che vanno a deturpare il nostro patrimonio bellissimo che, tra virgolette, come lo conosce Confindustria e come lo conosce il territorio, mi permetto di dire, siamo in ben pochi.
Presidente, non faccio l'avvocato del diavolo, non si parla di Stretto di Messina e non si parla di Sbocca Nord perché fa più notizie lo Stretto di Messina? Sicuramente fa più notizia, a mio avviso fa più PIL lo Sbocca Nord, per cui sinceramente penso che è un tema che bisogna affrontare quanto prima, perché noi non ci interessa far parlare di noi, a noi interessa agire e avere delle risposte. Parliamo spesso di varianti, la variante di Longarone, di Cortina, e poi c'è tutta una viabilità intervalliva che va presa in considerazione. Beh, penso che su questo sono oramai ripetitiva, qualcuno ha addirittura criticato i miei continui interventi su questi. Io dico che se qualcuno vuole venire a fare qualche strada con me, magari evitando di farlo esclusivamente in elicottero, sono benvenuti, perché poi bisogna vivere qui per capire quali sono le difficoltà su questo territorio. È un po' in quest'ottica di vivere e lavorare in quel territorio che rientra anche poi un'analisi per quanto la riguarda relativa alla nascita della nuova Confindustria Veneto Est, un'opportunità, perché ricordiamo essere la seconda Confindustria dopo Assolombarda. Molti hanno paventato l'ipotesi che anche Confindustria Belluno rientrasse in questa grande alleanza. Qual è la sua idea di fronte a questo? Beh, innanzitutto devo dire che chi fa ipotesi le fa senza aver parlato con Confindustria Belluno e con la Presidente. A parte questo, io riprendo le parole di Carlo Bonomi. Noi siamo autonomi, apartitici e agovernativi. Non tifiamo né per una parte né per l'altra. Noi tifiamo per l'Italia e stiamo nel merito. Ecco, penso con questo di aver risposto, perché chi parla di fusioni, io mi permetto di dire a vanvera, dimostra di non conoscere i territori, e la specificità di Belluno deve avere un'attenzione particolare, che attraverso una fusione, a mio avviso, questa verrebbe meno. Dopodiché parliamo di cose più importanti, parliamo del servizio, la nave è una unica, noi abbiamo una Confindustria Veneto, c'è il presidente, guidata dal presidente Carraro, e quella è la casa dove tutti ci dobbiamo ritrovare, perché sono convinta che l'associazione industriali debba fare lobby tra di noi e dare servizi alle piccole, medie e grandi imprese. E credetemi che quando poi io sento qualcuno del mondo della politica, magari anche qualche sindaco, senza fare nomi, dare consigli, quando la politica dà consigli a Confindustria, beh, allora io sono molto cauta, perché il compito dell'associazione degli industriali è rappresentare il territorio, dare voce alle nostre aziende, essere sul pezzo e fare lobby. Credetemi, la lobby si fa, a mio avviso, si fa bene anche quando invece di un presidente o di 3 presidenti ce ne sono 5, perché ognuno porta la propria specificità. Se poi grande vuol dire fare fusione, non lo so, vedremo. Per il momento io mi trovo in sinergia con la Confindustria Veneto e penso che quello è il luogo dove dobbiamo confrontarci. Siamo territoriali, non provinciali, è un po' questo il tema, e anche perché, Presidente, come ha detto lei, il bellunese deve fare un ragionamento a sé, la realtà bellunese a sé, in un'ottica di collaborazione poi anche, immagino, con la nuova Confindustria Est. Tra l'altro lei era presente a Padova il giorno di questa firma, di questa sottoscrizione. Che clima ha respirato? No, ho respirato un buon clima. Secondo me diciamo che chi sta parlando un po' fuori dal proprio confine, le dico, con Leopoldo Destro, con Vincenzo Marinese, con il presidente Carraro, con la Confindustria di Vicenza e di Verona. Ci saranno rapporti collaborativi al 100% e questo è quello a cui dobbiamo puntare. Adesso sentire un imprenditore piuttosto che un sindaco, come dire, dare consigli, gente che magari non conosce gli altri territori, lo trovo, se vuole, anche un po' fuori luogo. Ad ognuno il suo, in poche parole, e soprattutto parlare con chi conosce bene queste realtà. Forse è questa la cosa che manca a tutti i livelli.
Assolutamente, guardi, io non dico mai di no a niente, dico di sì a progetti interessanti, ecco, siccome io progetti non ne ho sentiti, sinceramente, come dire, per me i commenti che sono stati fatti in questi giorni sono i giornalisti che si sono scatenati a chiedere ma c'è, non c'è, no, non c'è. Semplicemente perché c'è una Confindustria Veneto e una Confindustria nazionale a cui noi facciamo riferimento, quello è, quello rimane. Molto, molto chiara la sua posizione, Presidente. C'è un tema, e ne abbiamo parlato spesso insieme, che è quello della carenza di manodopera a tutti i livelli, perché dai servizi alle imprese, e proprio ieri a Belluno si è tenuto Orienta Giovani. Ancora una volta il confronto con le nuove generazioni, che poi non è così vero che hanno poca voglia di impegnarsi. Sfatiamo questo. Assolutamente. Mi lasci ancora concludere una piccola nota sulle fusioni. Ovviamente i miei complimenti vanno a Leopoldo Destro, a Vincenzo Marinese, perché probabilmente per loro questa fusione sarà importante, sarà interessante, e io sono sicura che porterà valore aggiunto anche alle altre territoriali, però da questo a parlare di altre fusioni, insomma, ce ne vuole. Anche perché mi pare che il PIL, che i numeri che hanno dato sono del 50-55%, per cui mi permetto di dire c'è un altro 50 o 45% dall'altra parte. Ecco, questi sono i veri numeri da dare. Ma lei teme, Presidente, che ci sia poca considerazione di fronte a questa alleanza, questa nuova realtà, poca attenzione poi per il resto del Veneto? No, assolutamente, si figuri, cioè proprio per me il tema non esiste, il tema, guardi, ne stiamo parlando perché, come dire, sembra che questo sia la chiacchiera degli ultimi giorni in Veneto su quella che è stata l'assemblea dell'altro giorno. Assolutamente no, io sono sicura e sono certa che andremo tutti nella stessa direzione, perché la nave è una unica e la guida è quella centrale, quella di Roma, quella di Carlo Bonomi, che sta facendo un ottimo lavoro per tutte le territoriali e per tutte le Confindustrie. Cioè il riferimento di Confindustria Belluno è Enrico Carraro e Bonomi. Enrico Carraro e Carlo Bonomi. E gli altri sono presidenti di territoriali, più grandi o meno grandi, non fa differenza, guardatemi, perché la provincia di Belluno è una tra le 15 province più industrializzate d'Italia, per cui mi viene anche da dire ma di cosa stiamo parlando? Facciamo lobby, facciamola seriamente, facciamola insieme. Parliamo dello sbocco nord con i miei colleghi, di questo voglio parlare più che di fusioni. C'è già qualche incontro aperto anche su questo? Forse i tempi, insomma, è appena nata, per cui però ha intenzione, insomma, di chiedere un confronto su questo tema e non solo ai suoi colleghi della neonata realtà? No, questo spetta al presidente Carraro e noi ci faremo guidare da lui. Dopodiché, ripeto, per quello che riguarda il mio territorio, mi sembra di aver dimostrato che sappiamo, come dire, portare a casa progetti importanti, ed è quello che vogliamo continuare a fare. Non trovo differenza, ecco. Mi sembra che, come dire, stiamo parlando di un tema che non c'è. E allora le chiedo appunto questo Orienta Giovani di ieri e queste nuove generazioni, per il cambio generazionale, per dare una risposta alla carenza di manodopera. Quelli sono i problemi veri. Posso dirle, quelli sono i problemi veri che dobbiamo affrontare con le nostre aziende, per le nostre aziende. Ieri è stata una giornata veramente interessante, avere di fronte i giovani, come dire, apre sempre il cuore. Io sono d'accordo che i giovani ci sono e bisogna coltivarli, questa è la cosa più importante che dobbiamo fare noi in Confindustria. Formazione, formazione, formazione. Per il bene delle nostre aziende, per il bene dei nostri ragazzi, per trattenerli sui nostri territori. Oggi fare impresa e essere nell'impresa è un modo di vivere anche la vita in modo molto diverso rispetto a 20, 30, 40 anni fa. Oggi le nostre imprese hanno un welfare, hanno, come dire, sono aziende che, piccole o grandi che siano, guardi, non fa molta differenza, sono casa e diventano casa.
Per cui questo è un patrimonio che va assolutamente conservato. In provincia di Belluno sappiamo che c'è, ma non solo, perché mi risulta esserci un po' ovunque, carenza di manodopera, e la vera sfida è portare le nuove generazioni ad amare l'impresa nuovamente, come è stata molto amata in passato. Presidente, grazie davvero, è sempre un piacere analizzare con lei le tematiche principali di questo momento, sempre molto chiara e puntuale nelle sue analisi. Grazie davvero al Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Bertone, torneremo presto ad aggiornarci insieme. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie, io saluto, perché l'ho visto in collegamento, l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Buongiorno Assessore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Le chiedo venia, ho la pubblicità, sono già in ritardo, le chiedo di pazientare pochissimi minuti e poi arrivo da lei, insieme parleremo del disastro di Ischia e faremo insomma una riflessione sulle i tanti temi che questo ha portato all'attenzione. Quindi pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con l'assessore Bottaccina, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, do nuovamente il mio buongiorno all'assessore regionale alla protezione civile, all'ambiente Giampaolo Bottaccin, ben ritrovato, grazie per essere con noi Assessore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto facciamo un po' il punto. Il Veneto aveva dato disponibilità ad Ischia per l'invio di mezzi, strutture per aiutare nei soccorsi. È stato inviato qualcosa o al momento non sono arrivate richieste in tal senso? Ma noi, come sempre accade quando c'è un'emergenza nazionale, diamo la disponibilità al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e quindi appena accaduto l'evento ho comunicato al capo dipartimento Ingegner Curcio la disponibilità, la partenza immediata di una 70ina di uomini dotati di mezzi e attrezzature idonei a quella tipologia di intervento. Nella fase iniziale non è stato chiesto l'intervento del Veneto, ma successivamente hanno chiesto l'intervento di una unità cinofila per ricerca persone, e quindi è stata inviata un'unità cinofila del Soccorso Alpino del Veneto che ovviamente ha lavorato nella ricerca dei dispersi in queste ore. Ovviamente lo scenario che ci viene rappresentato è quello che abbiamo visto in tutti i TG nazionali. È uno scenario assolutamente che fa pensare, perché la frana ha travolto tutto ed è arrivato fino al mare, quindi uno scenario veramente complesso anche nella ricerca dei dispersi. Ci sono ancora 4 persone disperse, si continua a scavare sotto il fango e dal punto di vista delle indagini è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. Si pensa ad una sorta di perizia per capire esattamente cosa sia successo. Si parla di allarmi inascoltati, di mail, una ventina di mail dell'ex sindaco del paese interessato dall'evento. E ci si interroga, Assessore, come accade sempre, su che cosa non è stato fatto, sull'abusivismo, sui condoni, si parla spesso, si punta il dito sugli eventi atmosferici estremi, ma forse non è solo colpa della natura e del cambio climatico. Ma guardi, lungi da me esprimere opinioni su una situazione così complessa, fra l'altro appena accaduta. Lo dico alla luce del fatto che le perizie le faccio di mestiere da parecchi anni, quindi lascio ai consulenti delle procure e dei tribunali svolgere gli approfondimenti del caso per accertare eventuali responsabilità. Ciò detto, come dice lei, noi dobbiamo da un lato essere consapevoli che il rischio zero non esiste, dall'altro dobbiamo cercare di mitigarlo al massimo, e nella mitigazione del rischio dobbiamo ricomprendere anche una corretta pianificazione urbanistica. Non possiamo nasconderci dietro il fatto che a volte si è costruito anche laddove non si poteva costruire. Detto questo, noi abbiamo nella nostra regione una situazione di circa un 50% della popolazione esposta a rischio alluvioni e un 2,5% della popolazione esposta a rischio frane, il che significa
che è necessario intervenire con la mitigazione del rischio, come dicevo prima, da un lato, e cercare di non costruire più laddove il rischio è rilevante, dall'altro. Per quanto riguarda la mitigazione del rischio, noi ci siamo dotati di un piano appunto per fronteggiare i cambiamenti climatici con l'adattamento. È un piano messo a punto con l'Università di Padova che cuba circa 3 miliardi e 200 milioni di euro di opere di difesa del suolo, che ovviamente non avevamo in bilancio quando siamo partiti qualche anno fa, ma abbiamo avviato già opere per circa 1 miliardo di euro di interventi. Queste opere peraltro hanno già dato dimostrazione di efficacia, perché se pensiamo che nel 2018 e nel 2020 abbiamo registrato precipitazioni piovose maggiori rispetto a quelle del 66 e soprattutto rispetto a quelle del 2010, quando mezzo Veneto fu allagato, e riscontriamo che invece nei due eventi che ho ricordato, quello del 2018 e quello del 2020, non c'è stato un impatto così importante come quello appunto del 2010, quando mezzo Veneto si è allagato. Significa che le opere hanno dato dimostrazione di efficacia. È chiaro che avendo un piano da 3 miliardi e 200 milioni di euro e avendo avviato opere per 1 miliardo c'è ancora molto da fare, ma stiamo recuperando un gap di decenni di grandi opere che non sono state realizzate, perché se pensiamo che l'ultima grande opera idraulica realizzata in Veneto, prima delle ultime che stiamo realizzando noi, bacini di laminazione, consolidamenti arginali eccetera, risale al 1926, il bacino di laminazione di Montebello, che peraltro adesso stiamo ampliando, e fuori dal Veneto un'importante opera che è il canale scolmatore Adige-Garda, che risale al 1959 come conclusione dell'opera. Noi scopriamo che per decenni di grandi opere idrauliche non erano state fatte in Veneto, quindi recuperiamo un gap, un lasso di tempo in cui si era investito poco su questo fronte. Adesso stiamo recuperando il passato, stiamo realizzando opere che dimostrano la loro efficacia, ma è altrettanto vero che uno dei temi è il reperimento delle risorse, l'altro tema è la complessità burocratica, perché per realizzare un'opera di difesa del suolo solo per le autorizzazioni servono anni, valutazioni impatto ambientali, valutazioni incidenza ambientale, autorizzazioni paesaggistiche, ricorsi e tutta una serie di altre questioni che portano ad allungare i tempi. Quindi poi se si allungano i tempi nella realizzazione di queste opere non ci si può stupire che possano accadere eventi che hanno impatto anche sull'incolumità pubblica. Lo dico perché quando succedono eventi catastrofali il giorno dopo si dice si piangono le vittime, ma non si è fatto tutto quello che si poteva fare prima. Magari se, come dico da sempre a questo governo, ma l'ho detto anche ai precedenti, se si riuscisse a semplificare la procedura per realizzare queste opere, forse sarebbe un bene per tutti. Ho il massimo rispetto per le soprintendenze, ho il massimo rispetto per i comitati, ho il massimo rispetto per tutti, ma qui ne va della vita umana, dell'incolumità pubblica, e ripeto, i dati che cito sono quelli di ISPRA, quindi un soggetto superiore alla regione. Noi abbiamo metà popolazione che è esposta a rischio alluvioni, quindi avere continuamente opposizioni di fronte a opere di difesa del suolo che non decido io, decide nella sua pianificazione l'autorità di bacino, quindi il Ministero, e che vengono definite a livello progettuale passando attraverso il vaglio dell'Università di Padova, che è al top in Europa per quanto riguarda gli aspetti idraulici. Insomma, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Ma Assessore, mi aggancio un attimo a quel dato che ha dato, metà popolazione a rischio. È un rischio determinato, quanto è determinato da colpa dell'uomo e quanto da altri fattori? Perché si parla di cementificazione, si parla, diceva, la difficoltà proprio dovuta anche ai tempi burocratici della messa in opera di interventi di protezione, cioè quanto l'uomo è alla base di questo rischio idrogeologico? Ma guardi, intanto partiamo dal presupposto della premessa che avevo fatto: il rischio zero non esiste. Noi siamo una regione che ha aree montane complesse, come le Dolomiti, sono caratterizzate da elevata friabilità e quindi crolli, i famosi ghiaioni, che poi si trasformano per esempio in colate detritiche, che anche in Veneto hanno provocato delle morti anche in anni recenti. E poi si ha la pianura, che è caratterizzata da fiumi pensili. Cosa vuol dire? Vuol dire che il livello
del fiume che può essere raggiunto durante una piena è decisamente superiore al piano campagna, e quindi è evidente che se capitasse un crollo arginale dovuto a qualsiasi motivo, per esempio anche semplicemente a un animale che ha scavato una tana, poi va bene preservare gli animali, ma dobbiamo pensare anche a questi aspetti, oppure a un sormonto arginale perché il corso d'acqua è in grado di esitare una portata pari a un certo numero di metri cubi al secondo, ma non a un numero superiore, è evidente che il rischio c'è e per mitigarlo è necessario intervenire. Allora faccio l'esempio dell'argine del fiume Penside. Noi siamo intervenuti con 400 milioni di euro di opere di consolidamento degli argini, ma anche con centinaia di milioni di euro con interventi di realizzazione di bacini di laminazione. Sono dei parcheggi temporanei dell'acqua per evitare che quando il livello del fiume raggiunge il massimo non esondi, trattenendo una parte della piena a monte. Sono opere costose e spesso sono opere osteggiate, è inutile che lo nascondiamo, vengono osteggiate e quindi in Italia un ricorso non si nega a nessuno, i ricorsi poi implicano anni e così via. Quindi questo è un tema, ripeto, che è assolutamente da affrontare e va velocizzato, perché io credo che un paese, se vuol dirsi civile, deve sancire il principio che l'incolumità pubblica deve essere superiore ad altri interessi. Non può essere che un'opera di questo tipo sia vincolata o bloccata da una soprintendenza. Ripeto, non ce l'ho con le soprintendenze, ma gli aspetti paesaggistici vengono dopo l'incolumità pubblica, a mio modo di vedere. Evidentemente in questo paese non è così, poi dopo si piangono le vittime. Detto questo, sono stati fatti degli errori? Assolutamente sì. Si è costruito in maniera disordinata? Probabilmente sì. Cosa facciamo? Distruggiamo tutto quello che è stato costruito e lo delocalizziamo in altri posti? Credo sia una soluzione difficilmente praticabile. Evitiamo di continuare a costruire in posti con rischi elevati, cerchiamo di mitigare il rischio attraverso opere di difesa del suolo, sapendo che l'azzeramento sarà ben difficile, per non dire impossibile, perché non è di questo mondo. Io poi mi stupisco perché recentemente ho letto un'intervista di un assessore all'urbanistica, il quale diceva i piani di protezione civile devono adeguarsi alla pianificazione urbanistica. Beh, io credo che sia esattamente l'opposto, perché se no vuol dire che intanto costruiamo e poi se ci accorgiamo che siamo in una situazione di rischio andiamo a metterci una pezza. Io credo sia il contrario, dobbiamo pensare e ragionare anche in termini di prevenzione, costruendo laddove è possibile costruire con rischio basso. E non lo dico io, lo dice anche qualche sentenza della Cassazione che riguarda anche il Veneto, dove magari un comune è stato condannato perché aveva consentito di costruire, o meglio di ristrutturare un'abitazione in una zona a elevato rischio. Quindi questo aspetto poi porta a delle conseguenze sia in ambito penale che in ambito civile che possono essere anche drammatiche. Assessore, io la ringrazio davvero tantissimo, ci ha aiutati un po' di più a capire certi eventi, certe situazioni, perché spesso dai cittadini arriva chi non è addetto ai lavori, si poteva far di più ma non sappiamo poi quello che c'è dietro, la burocrazia che ancora una volta rallenta tutta la macchina. Quindi grazie davvero per il suo intervento, Assessore, torneremo presto ad aggiornarci insieme a lei. Grazie davvero all'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie Assessore, questa insomma è l'analisi di chi insomma conosce bene la materia dell'assessore Bottaccin. Siamo partiti dalla tragedia di Ischia, ma poi abbiamo allargato il discorso a quella che è la nostra realtà e a tante opere sulle quali la Regione sta lavorando proprio per ridurre un rischio che non può essere zero, ha detto l'assessore, ma che può sicuramente ridursi anche grazie all'opera, all'intervento dell'uomo. E adesso voltiamo pagina, ci ricolleghiamo un po' alla giornata del 25 novembre, la giornata della lotta contro la violenza sulle donne, ma allarghiamo ulteriormente il discorso. Saluto, la ringrazio per essere con noi, la Presidente di CNA Impresa Donna Treviso, Ilaria Pempinella. Grazie Presidente, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, perché ho fatto riferimento al 25 novembre? Perché come CNA Impresa Donna avete deciso di organizzare un workshop di autodifesa, insomma una lezione, un incontro, adesso ci spiegherà lei come verrà formulato, rivolte alle donne imprenditrici per essere pronte, preparate per potersi difendere in una situazione di pericolo. Esattamente di cosa stiamo parlando, Presidente? Sì, allora, il nostro workshop vorrà essere un percorso formativo strutturato sulle tecniche di difesa personale. Riteniamo che quindi prevede una breve parte teorica e una parte più operativa. Riteniamo che appunto sia importante la difesa sia fisica che mentale ed è per quello che puntiamo molto anche alla parte teorica, perché le donne devono essere preparate prima psicologicamente e poi fisicamente ad affrontare una situazione di difficoltà e di criticità in qualunque ambito, possa essere anche lavorativo, ma devono essere abituate anche mentalmente ad affrontare queste situazioni di pericolo. Per cui sì, volevamo concentrarci su questo workshop e dare un contributo attivo a questa problematica di autodifesa. Chi sarà l'istruttore, l'istruttrice, insomma chi avrà il compito di dare queste informazioni, questi strumenti alle donne che parteciperanno al workshop? Beh, è decisamente un esperto del settore, un esperto di difesa personale e ovviamente con vari attestati di specializzazione in merito e sì, un docente sicuramente specializzato in questo. Lei ha parlato giustamente di anche un approccio psicologico, perché poi nel momento in cui ci si trova di fronte ad un pericolo non è così scontato la reazione che una persona, anche perché siamo tutti diversi, può avere, quindi è importante capire, oltre a come difendersi proprio fisicamente, a come reagire di fronte al pericolo. Esattamente, sì, esattamente. Allora, questo workshop vuole essere un collegamento con quanto è avvenuto a Treviso presso la Loggia dei Cavalieri in data 6 marzo. In data 6 marzo, va bene, oltre all'intervento iniziale delle forze dell'ordine che hanno esposto tutti i dati di violenza alle donne in provincia di Treviso, è comunque intervenuto appunto il nostro relatore che ha concentrato il proprio intervento su una parte ampiamente teorica, quindi lui per primo ha messo in evidenza proprio il 6 marzo come l'aspetto psicologico di fronte a una situazione di violenza sia determinante per le conseguenze e lo sviluppo dell'azione stessa. Quindi comunque ha fornito dei primi diciamo dettagli nel poco tempo che purtroppo gli era stato dato, cosa che intenderemo approfondire ancora di più nel workshop che si svolgerà comunque nei prossimi mesi. Presidente, allargando un po' il discorso, io qualche tempo fa ho ospitato la consigliera delle pari opportunità della provincia di Belluno che ci aveva dato una fotografia, aveva fatto una fotografia particolare, aveva parlato di discriminazione e di violenza all'interno proprio dei luoghi di lavoro e che vedono come vittime le donne che ancora oggi nel 2022, ormai quasi 2023, sono discriminate nei luoghi di lavoro. Che riscontri avete voi come CNA? È ancora un mondo, quello ad esempio dell'imprenditore, dell'artigianato prettamente maschile? Si fa fatica ad essere imprenditrici oggi? Allora, dunque, questa domanda prevede una doppia risposta. Allora, sicuramente persistono delle difficoltà oggettive che devono essere ancora superate nel mondo del lavoro, parlo nel mondo artigiano. Sicuramente si parte da un'autostima più bassa che le donne hanno ancora rispetto ai colleghi maschi, ma questo è un dato culturale
su cui in primis CNA Impresa Donna intende lavorare. Poi sussistono ancora dei modelli di governance maschili alle quali le donne si devono adattare e che però anche quelli sono in cambiamento. Non vi sono sicuramente dei sufficienti diciamo strumenti di sostegno per quanto riguarda la famiglia e l'infanzia, quindi anche questo comunque determina una difficoltà per le donne artigiane. Vi possono essere anche altri elementi quali le difficoltà per le imprese femminili dell'accesso al credito, la poca semplificazione per quanto riguarda l'accesso ai bandi, insomma i motivi possono essere molteplici. Vi è però un altro lato della medaglia molto importante, lo stavo esaminando giusto questa mattina, mi prendo 2 dati alla mano, che il Focus della Camera di Commercio ha messo in evidenza che però la crescita delle imprese femminili, quantomeno nella provincia di Treviso, è pari al 4,2%, e parlo sempre delle imprese artigiane, è pari al 4,2%, con tanto stupore di un aumento del quasi 100% delle imprese di costruzione e del quasi 200% dei trasporti e spedizioni. Quindi comunque se da al un femminile, lato, Presidente, stiamo parlando di imprese guidate da donne, sono numeri insomma incoraggianti, voglio dire. Esattamente così, quindi se da un lato sussistono purtroppo ancora delle criticità che si stanno cercando di affrontare e per prime noi associazioni cerchiamo di comunque superare questi limiti non solo diciamo burocratici ma anche culturali e sociali, dall'altro vi è stato comunque un aumento nonostante queste difficoltà del 4,2%. È un dato molto incoraggiante perché questo che cosa significa? Che comunque le imprese artigiane femminili hanno voglia di continuare a vivere nonostante le difficoltà che ci sono avute. Sappiamo che durante il Covid sono state le prime ad subire sofferenza, ecco, e sono state quindi le prime anche a riprendersi. Noi come CNA Impresa Donna siamo comunque un'associazione che ha come diciamo benessere primario quello delle donne artigiane e imprenditrici e siamo state da poco con la delegazione del Veneto al meeting nazionale di Pescara, dove comunque abbiamo fatto nostri, abbiamo acquisito degli strumenti molto importanti per quanto riguarda, diciamo, la cura e il benessere delle imprese artigiane femminili. Una di queste 2 cure è la delega, il potere di delegare ai propri lavoratori delle mansioni. Questo permette cosa? Permette comunque alle donne artigiane di avere più tempo da dedicare anche alla famiglia e da poter organizzare al meglio per avere anche uno spazio maggiore all'interno della società. Quindi quello che ci siamo appunto portati da questo meeting è la capacità di delegare e la capacità di riorganizzare il proprio tempo per ottimizzarlo al meglio. È un nuovo modo di fare impresa determinato dalle esigenze delle imprenditrici donne, ma è anche insomma un modo per collaborare, per creare una rete all'interno della propria azienda e quindi perché le decisioni non siano in capo ad un'unica persona ma vengano condivise all'interno insomma di quella che poi è la famiglia che si crea inevitabilmente in un luogo di lavoro, anche perché magari parliamo di realtà non grandissime e quindi diventa ancora più importante che ci sia questa collaborazione con i propri dipendenti. È esattamente così. Allora, questo poi fa parte e trasmette un po' il pensiero di CNA tutta, in particolare di CNA Impresa Donna. Puntiamo molto sul fare network, cioè di unirci, ma unirci intanto all'interno dell'azienda per delegare, quindi avere più tempo appunto da dedicare alla famiglia, ma unirci anche tra imprese femminili, quindi ci portiamo anche questo prezioso messaggio da Pescara, cioè quello di fare rete il più possibile, perché se non si fa rete, soprattutto io parlo, ripeto, sempre di imprese femminili, si creano
fratture, si creano disparità, cosa che noi in realtà vogliamo superare. Metterei come ultimo elemento di criticità e di difficoltà delle imprese femminili appunto questo fatto di non creare rete, ma di a volte, non dico ostacolarsi, ma non collaborare, ecco, ho usato un termine più idoneo al concetto che volevo esprimere, di non collaborazione. CNA Impresa Donna invece punta molto a questa collaborazione, non solo all'interno dell'azienda ma anche tra aziende stesse. È proprio il nostro filo conduttore di pensiero. Assolutamente. Presidente, io tornerei a quei dati molto interessanti che ci aveva dato quel 4,2% in più, se non ricordo male, di nuove imprese artigiane al femminile, ma anche quel 100%, cioè ci sono nuove realtà che si affacciano, cioè mondi che fino a prima potevano essere considerati prettamente a guida maschile, che ora invece si aprono proprio anche alle donne, quindi costruzioni, trasporti. Può ridarci quei dati? Sì, allora, ho sotto mano le variazioni dei primi 9 mesi del 2022 sui primi 9 mesi del 2021. Sì, anch'io con molto stupore questa mattina ho letto questi due dati e sì, come mi ha detto lei, sicuramente si è in fase di cambiamento, appunto cambiamento di mentalità, cambiamento di culturale e sociale, e quindi sono delle costruzioni di un 100% e trasporti e spedizioni del 200%. L'ho letto anch'io con molta, diciamo, mi passi gioia questo dato oggi, perché vuol dire che qualcosa finalmente sta cambiando. E quindi insomma un 100%, 200% significa che prima era assolutamente off limits, mettiamola così, per le donne. Sì, esatto, non proprio off limits, ma quasi. Comunque, sì, esatto, ma quasi. Quindi ipotizziamo un dato: se prima ce n'erano 2, adesso ce ne sono 4. Non ho nel dettaglio il numero delle imprese di costruzione, ma ho la percentuale appunto del 100%. Quindi non voglio dire che prima nel panorama delle imprese vi fosse 0 di costruzioni, assolutamente. Vi è comunque un incremento di questo valore, molto, che ci fa molto sperare, ecco. Questo per la provincia di Treviso. Sì, provincia di Treviso, esatto. E insomma, vuol dire che sono stati fatti dei passi in avanti. Spesso tendiamo a vedere il bicchiere mezzo vuoto, invece in questo caso vediamo quello mezzo pieno. C'è sicuramente molto da fare per contrastare proprio quei fenomeni di discriminazione, anche di violenze, che possono essere anche violenze verbali nei confronti delle donne, ma le donne insomma pian piano con un importante lavoro che viene fatto, come ci raccontava lei, insomma anche di confronto, si sta riuscendo a ricavarsi uno spazio importante anche in un momento, in un ambiente come quello artigiano, che insomma fino a pochi anni fa era soprattutto guidato dagli uomini. Ecco, che cosa c'è ancora da fare? L'ultimissima domanda, Presidente, che cosa c'è da fare ancora perché ci sia davvero all'interno dell'ambiente di lavoro una parità completa, se mai si riuscirà a raggiungere tra uomo e donna? Sì, io spero di sì e me lo auguro veramente. Dunque, cosa c'è da fare? Allora, ci sono sicuramente tanti passi ancora da fare e sicuramente anche noi associazioni, collaborando ancora di più. Dico ancora di più perché già c'è una grossa collaborazione tra associazioni e istituzioni, ma auspico che questa possa aumentare ancora di più. E sicuramente poi queste differenze tra uomo e donna, vuoi anche a livello salariale, vuoi anche a livello di mansioni, vuoi anche di occupazione dei posti all'interno delle aziende, quindi non solo quelli in politica ma anche nelle aziende, le donne sono ancora un po' pochine. Ritengo che siamo sulla strada giusta, che l'approccio culturale e di cambiamento culturale che stiamo avendo sia sicuramente positivo e ci porterà a raggiungere gli obiettivi. Ovvio, non immediatamente nell'imminenza del fatto, ma lavorando continuamente e costantemente si può arrivare al risultato che ci siamo prefissi.
Presidente, grazie davvero, è stato molto importante il suo intervento perché ci ha aperto uno scenario diverso e ci ha dato dei dati davvero molto interessanti che andranno sicuramente analizzati anche magari in un'ottica regionale per capire poi se Treviso ha una leadership in tal senso rispetto alle altre province venete. Grazie davvero per il suo intervento. Ilaria Pempinella, Presidente CNA Impresa Donna Treviso, buon lavoro e torneremo presto ad aggiornarci anche per capire un po' come andrà questo workshop sull'autodifesa, per capire quello che è stato poi il riscontro da parte delle donne imprenditrici invitate a questa opportunità. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, grazie dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori, grazie. Grazie davvero alla Presidente di CNA Impresa Donna, avete capito insomma in provincia di Treviso cresce il numero delle imprese artigiane guidate dalle donne ed è un dato assolutamente da leggere in chiave positiva. Diamo uno sguardo rapido al sito del Corriere.it con due notizie legate alla guerra in Ucraina, una strettamente legata al conflitto con le parole di Ursula von der Leyen che dice creeremo un tribunale per i crimini russi, il capo ceceno Kadyrov che si scaglia ancora contro Papa Francesco e dice vittima della propaganda, e poi una notizia strettamente di casa nostra ma sempre legata alla guerra in Ucraina, sapete dello scontro politico sull'invio di armi a Kiev, scade infatti a fine anno quello che era stato il provvedimento del governo Draghi, armi a Kiev fino a dicembre 2023, dunque prorogato l'invio di armi dall'Italia sia alla mozione di maggioranza, no a quella del Movimento 5 Stelle. Torniamo alla cronaca con i funerali ieri pomeriggio a Cavarzano nel Bellunese del piccolo Christian, il bimbo di appena 15 mesi stroncato all'ospedale di Padova da una meningite fulminante. Un'intera comunità si è stretta intorno alla famiglia del piccolo. Amore e affetto, un abbraccio corale a Alesia e Nazari, privati all'improvviso della gioia di Christian, che si manifesta con un raggio di sole che squarcia per pochi istanti il cielo grigio sopra Belluno. È solo un attimo, ma tanto basta a chi ha il dono della fede di leggervi un segnale mentre si appresta ad entrare nella chiesa parrocchiale di Cavarzano, che a stento contiene chi oggi non è voluto mancare per accompagnare il piccolo nel suo ultimo viaggio a terreno. Il 5 giugno scorso eravamo qua per il battesimo di Christian, è stata una giornata di gioia, di festa. Oggi siamo ancora qua, ma con il cuore gonfio di dolore, sgomenti, increduli. Tutto è successo così in fretta, in modo inaspettato, e dentro tutti noi affiorano ovviamente tante domande, tanti perché. Don Graziano a fatica trattiene la commozione. Gli è vicino il vescovo emerito Monsignor Giuseppe Andri, che è presente al rito assieme all'assessora Roberta Olivotto in rappresentanza del comune di Belluno. È un momento difficile e doloroso. L'omelia fa propri gli interrogativi di una comunità intera. Un bambino di 15 mesi, pieno di vita, sorridente, vispo, che si faceva voler bene da tutti perché buono e simpatico. Tolto così presto l'amore immenso di mamma e papà, dei nonni, dei familiari, delle persone amiche, di tanti che lo hanno conosciuto. Una vita strappata in modo brusco, appena sbocciata. È il Vangelo di Matteo a spronare i presenti a tornare bambini, ad assecondare sofferenza e naturale rabbia per trovare la forza di accettare il mistero della vita e della morte. Don Graziano si rivolge teneramente al piccolo Christian ancora tra noi. In questi giorni mi ha commosso la tua mamma e ti ha chiamato piccolo eroe, perché mentre ci stavi lasciando il tuo cuore è stato donato ad un altro bambino malato e ora batte ancora in lui. È proprio stato un gesto da eroe. Fuori un fascio di luce naturale si posa sull'albero che adorna l'aiuola del sagrato della chiesa. È il segno della vita che dà coraggio in un momento buio e doloroso.
Un aggiornamento di cronaca dal sito del Gazzettino. Aggredì Marta, coltellata. Stiamo parlando dell'aggressione a Mogliano Veneto di Marta Novello, la giovane ragazza aggredita mentre faceva jogging a coltellate. La Cassazione annulla la condanna di 5 anni al minorenne ritenuto responsabile. Processo da rifare. L'avvocato del giovane ha contestato l'imputabilità del minorenne per immaturità. Il ragazzo nel frattempo si è trasferito all'estero, vive a Londra. La Cassazione dunque ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Venezia al minorenne ritenuto responsabile dell'accoltellamento di Marta Novello, la 26enne di Mogliano. Nel marzo dello scorso anno il processo dovrà dunque essere ripetuto di fronte ad una diversa sezione della Corte. Le motivazioni della decisione non sono state rese note, ma è probabile che la Suprema Corte abbia accolto uno dei motivi di ricorso del difensore del sedicenne, l'avvocato Matteo Scussat, che ha contestato l'imputabilità del minorenne per immaturità. È dunque un nuovo capitolo in questa delicatissima vicenda. Andiamo a Vicenza con la cronaca. Alcol e violenza in centro storico. Dopo l'ennesima rissa tra giovani, il questore interviene col pugno di ferro, chiuso un bar per 30 giorni. Un cocktail esplosivo, alcol e violenza. Nel weekend una trentina di giovani, uomini e donne, si affrontano a gruppi, hanno bevuto e si scatenano in modo feroce, squarciando il silenzio della notte. Non è possibile che nel centro di una città come Vicenza di notte succedano cose di questo genere. La tranquillità dei cittadini, la sicurezza urbana, la possibilità di chi vive nel centro città di poter avere un'esistenza tranquilla è una delle nostre priorità. Pensieri e parole del questore di Vicenza. I cittadini svegliati di soprassalto nel cuore della notte dalle urla strazianti provenienti da contrappescherie vecchie chiamano il 113. Qualcuno incredulo filma ciò che sta avvenendo davanti all'unico bar aperto a quell'ora. Il questore Paolo Sartori richiama l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, che consente al questore di intervenire con grande discrezionalità nel caso in cui un esercizio pubblico possa essere fonte diretta o indiretta di problematiche gravi di ordine e sicurezza pubblica. Il questore usa il pugno di ferro e ordina la chiusura del locale per 30 giorni. Non è il primo provvedimento disposto verso questo bar. È la terza chiusura di questo genere che ho disposto nei confronti di questo specifico locale pubblico. E nel caso in cui, una volta che riaprirà, dovessero ripetersi queste problematiche, revocherò la licenza. Sono in corso ulteriori accertamenti degli investigatori per individuare i giovani che hanno partecipato alla rissa e valutare eventuali responsabilità. Ma il questore non è l'unico a usare il pugno di ferro. Anche il sindaco di Vicenza non esclude misure severe. Come abbiamo fatto in passato, stiamo valutando dei provvedimenti restrittivi sugli orari. Stiamo anche valutando la possibilità della revoca della licenza di attività di ristorazione, in quanto chi non è in grado di lavorare nel rispetto delle regole chiaramente non può lavorare, soprattutto in zone della città dove si creano problematiche di sicurezza e di ordine pubblico. E si torna a parlare di aggressioni in Piazza Duomo a Padova. Questa volta c'è stato anche un arresto, ma in città è polemica. L'ennesima aggressione in Piazza Duomo durante il fine settimana riaccende in città la polemica sulla gestione della movida in un angolo da sempre considerato il salotto buono di Padova. Domenica notte un 18enne è stato arrestato dopo che alcuni testimoni avevano allertato le forze dell'ordine segnalando una violenta colluttazione davanti ai plateatici. Il 18enne padovano pregiudicato aveva appena preso a pugni senza motivi un coetaneo e un altro ragazzo accorso per difenderlo. Dopo questo episodio l'associazione Orizzonti, che ha raccolto le istanze di alcuni baristi della piazza, torna a chiedere un presidio di polizia fisso proprio davanti al Duomo. Noi abbiamo chiesto un presidio fisso temporaneo almeno per 2 o 3 mesi per disgregare questa aggregazione. Quindi è uno sforzo, capisco, per le forze di polizia, ma facendolo interforze, facendo un sacrificio di 2 o 3 mesi, sono convinto che questi episodi non ci sarebbero più. Per Carrai, che all'epoca del sindaco Zanonato era assessore alla sicurezza, il presidio fungerebbe da deterrente e servirebbe a prevenire questi fenomeni che danneggiano la sana movida.
Vanno bene le telecamere, vanno bene le presenze delle forze di polizia, ma non servono quando si sono già verificati i fatti. Bisogna proprio anticiparli, prevenirli, e l'unico modo per prevenirli è con una presenza fisica e costante delle forze di polizia. Cambiamo argomento, 11 milioni di euro, a tanto ammonta la somma che lo Stato deve restituire a 10 comuni della Marca, 8 soltanto al capoluogo Treviso. Soddisfatto il sindaco Mario Conte, ma la battaglia non è affatto chiusa. Oggi vediamo riconosciuti al Comune di Treviso più di 8 milioni di euro, una cifra decisamente importante. Ora cercheremo di capire come avrà intenzione di muoversi il governo, se ricorrerà al Consiglio di Stato o se aprirà un tavolo di concertazione e di trattativa con i comuni per recuperare queste cifre. Probabilmente la trattativa che si apre ora non sarà una passeggiata, la coperta è corta per tutti, ma la vittoria al TAR del Lazio è per certi versi storica, con il giudice amministrativo che ha dato ragione al ricorso presentato dall'Anci Veneto in virtù del federalismo municipale. Era il 2012, anno in cui si passò dall'ICI all'IMU, quando la contabilizzazione dei benefici che dovevano tornare ai comuni fatta dal Ministero trovò l'opposizione di varie amministrazioni, soprattutto in Regione, che chiesero la rivalutazione e il riconteggio. La sentenza, 10 anni dopo, segna un punto a favore dei territori. Se la partita per Treviso capoluogo è di 8 milioni di euro, per gli altri 9 comuni della Marca ammonta complessivamente a 3, con Paese che fa la parte del Leone con 2 milioni e mezzo. Ci sono poi Cessalto, Meduna, Resana, Silea, Carbonera, Cappella Maggiore, Castelfranco, Colle Umberto, Cimadolmo. Chi più chi meno potrà contare su risorse oggi fondamentali. Casugana stessa aggiorna la contabilità dei maggiori costi per l'energia nel 2022. Arriviamo anche ormai ai 5 milioni perché è una cifra davvero spaventosa, ma ricordo che più passano i mesi e più questa cifra aumenta. Siamo terrorizzati nel sapere che tra un mese ne arriverà un'altra e poi un'altra ancora e poi un'altra ancora, e quindi abbiamo bisogno davvero di risorse per far fronte a questa emergenza. Ora si aspettano le mosse del governo, liquiderà le somme o ricorrerà al Consiglio di Stato? In attesa di capirlo, Conte fissa un punto. Cifre, ricordo, che sono dei nostri cittadini, e quindi chiederemo con convinzione e con forza la restituzione di queste somme, anche perché in questo periodo avere una restituzione di 8 milioni di euro è una cifra decisamente importante e ci consentirebbe di tirare una boccata di ossigeno in un periodo dove i bilanci ovviamente piangono. Ieri a Venezia manifestanti da tutto il Veneto per chiedere alla Regione provvedimenti urgenti contro la crisi economica. Sono arrivati a Venezia da tutto il Veneto per chiedere provvedimenti urgenti alla Regione contro la crisi. Dopo la pandemia, la crisi internazionale scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina ha portato ulteriore instabilità economica ed una crescita dell'inflazione che, secondo CGIL e Cislewil, stanno condannando alla povertà un numero crescente di veneti. Lo stato sociale è in pericolo perché i temi come le case di riposo, gli asili nido, gli affitti sono temi che purtroppo interrogano molto le famiglie della nostra regione, perché non ce la si fa più, l'emergenza sociale è grande. Abbiamo persone che devono scegliere se pagare la retta o pagare la bolletta. Gli aumenti di rette, bollette e più in generale del carrello della spesa si inquadrano peraltro in una situazione generale di eccezionale difficoltà economica anche in Veneto. Anche la nostra regione, che in passato non conosceva il fenomeno della povertà estrema, vede oggi il numero di famiglie in grandissima difficoltà crescere, soprattutto le famiglie con più figli che magari sono monoreddito oppure con uno dei 2 redditi a rischio. I sindacati sono particolarmente critici di come questi problemi vengano trattati nella legge di bilancio del nuovo governo. Per questo chiedono alla Regione un intervento deciso sul bilancio regionale del 2023. Per dare una mano, un aiuto, un sostegno reale a tutte quelle persone, a quelle famiglie che hanno delle difficoltà, che devono sostenere anche delle spese importanti per quello che riguarda asili nido, scuole materne, affitti, mutui che crescono costantemente, case di riposo, RSA. Poche ore dopo, i rappresentanti dei sindacati sono stati ricevuti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Ad accoglierli esponenti di Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Il Veneto che vogliamo.
E adesso apriamo una parentesi molto importante, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali con la nostra redazione bellunese, stiamo parlando del centro di Misurina, il Pio XII, un centro nel quale vengono curate forme molto gravi di asma. Ne abbiamo parlato, il centro è a rischio chiusura, una chiusura che sembra difficile da scongiurare entro la fine dell'anno, questo dovuto alle difficoltà legate agli aumenti ma anche al numero ridotto di pazienti che appunto fanno riferimento a questo centro, che rimane però un punto molto importante per la cura appunto dell'asma, delle forme gravi di asma, soprattutto per i bambini, e quindi c'è un gruppo di mamme che si sta battendo perché questo centro non chiuda a fine 2022. Tra queste mamme c'è Marisa Maiuolo. Buongiorno e grazie per essere con noi, Marisa. Buongiorno a voi, grazie a voi. Niente, io sono la mamma di un bambino che si chiama Giuseppe, da 3 anni è affetto da questa malattia che si chiama l'asma, che è una malattia che non si vede, e purtroppo come me ci sono anche tante altre mamme. A me dispiace che questo centro purtroppo venga chiuso, in quanto non so cosa fare dopo con mio figlio. E ringrazio il mio pediatra innanzitutto che mi ha fatto conoscere questo centro, perché è difficile purtroppo da conoscere, in quanto tanti pediatri non lo consigliano, non lo conoscono, perché è conosciuto purtroppo da poche persone, pochi dottori, ecco. E come me ci sono anche altre mamme che si chiedono il perché. Noi non vogliamo sapere la motivazione della chiusura del centro, ma vorremmo più che altro che questo centro venga tenuto aperto, perché ci sono bambini che hanno veramente bisogno. Solo questo. Mi sente? Sì, la sento. Sì, come avvengono le cure? Cioè, in che modo viene curato l'asma nel centro di Misurina? Allora, il meccanismo di questo centro inizia dalla mattina la classica terapia, dopo il bambino fa, diciamo, delle terapie all'aperto oppure dentro al centro, e dopodiché tutti i giorni che siamo ricoverati lì. Io ho visto veramente il cambiamento in questi 13 giorni che sono stata a Misurina con mio figlio, cosa che non mi sarei mai aspettata. Anzi, lui sta molto bene grazie a questo centro, come lui, diciamo, anche a tanti altri bambini, ecco. Perché insomma alle terapie si aggiunge la buona aria che si misura, che si respira lì, e quindi è la natura che fa gran parte del lavoro. Assolutamente sì. E poi c'è il rapporto con chi vi lavora, che diventa, perché poi voi trascorrete più giorni, lei è di Chioggia e quindi il suo bimbo trascorre diversi giorni, e quindi immagino che poi con i medici, gli infermieri si instauri un rapporto quasi familiare. Assolutamente, non mi sembra di andare in un centro, anzi mi sembra di essere a casa, perché parlo dal dottore, dall'infermiera, tutti veramente molto accoglienti. Lei ha esordito dicendo: se chiude non so che cosa fare, cioè se dovesse chiudere questo centro, come andranno avanti le terapie per il suo bambino? Che cosa ha paura che possa accadere? La mia paura è che ritorni a stare male come è già stato male, trovarmi ad arrivare in pronto soccorso e dirmi: tuo figlio respira con le orecchie. E là sono rimasta veramente allibita, perché neanche loro sapevano come trattare questa problematica, e finché dopo, grazie a questo centro, la situazione si è ribaltata, perché per me ogni notte era un'angoscia, sapere che devi stare là accanto a tuo figlio, non sapere come muoverti e tante altre cose, paure. È stato veramente un periodo molto brutto prima di conoscere questo centro. Adesso grazie a questo centro veramente le cose sono migliorate. Anche perché l'asma in forme gravi cambia la vita, cioè modifica la vita di tutti i giorni, ancora di più di un bambino che è abituato a saltare, a correre, che invece deve in qualche modo rivedere quelle che sono le proprie abitudini, e quindi i genitori in qualche modo sono chiamati a limitare quella che sarebbe la vita giusta di un bambino.
Assolutamente sì, mio figlio tipo non può correre, non può andare a una festa di compleanno e sudare tanto perché rischia di avere una crisi di asma e deve sempre stare attento. Ripeto, l'asma non si vede perché non è come tipo ti rompi un ginocchio o quant'altro, l'asma non si vede, la puoi sentire nel momento in cui stai male, dici allora questo è un problema, se no non lo vedi, perché se tu vedi il mio bambino, sembra un bambino come gli altri, corre, sembra che non ha nulla, invece purtroppo sì. Da quanto tempo è in cura Misurina, il suo bimbo? 3 anni. 3 anni, e in 3 anni voi avete visto, quindi aveva 4 anni, era molto piccolo, e avete visto cambiare la sua patologia? Sì, è cambiato totalmente, ripeto, dirò sempre grazie a questo centro perché noi non sapevamo veramente come muoverci e cosa fare, abbiamo passato veramente dei momenti molto brutti. Che cosa vi dite, vi siete dette tra mamme? Nulla, che speriamo che questo centro rimanga aperto, ma soprattutto se dovesse chiudere, cosa faremo? Come cureremo i nostri figli? Perché dici sì, ok, vai in ospedale, fai l'ossigeno, ok, però non è una questione di un giorno, una volta, è una questione continuativa, quindi sempre che la crisi oggi ce l'hai, domani magari viene in forma leggera, dopodomani magari viene un po' più pesante, come se fosse mio figlio, non sa neanche come muoversi, ecco. Questa è la cosa. Al vostro fianco c'è la Regione del Veneto che continua a mantenere aperto il dialogo con i proprietari del centro perché non ci sia una chiusura ma ci sia una progettualità con la Regione che ha dato disponibilità a sostenere, ad aiutare per quanto possibile il centro a rimanere aperto. Manca circa un mese alla fine dell'anno, insomma ci auguriamo che qualcosa che arrivi per tutte voi famiglie, un regalo di Natale, che possa questo centro continuare ad essere al vostro fianco, al fianco vostro e dei vostri bambini. E io la ringrazio davvero tantissimo per il suo... Ce lo auguriamo anche noi. Grazie davvero Marisa per essere stata nostra ospite, per aver lanciato questo nuovo appello, e speriamo insomma che qualcosa si smuova e che possa davvero esserci una buona notizia proprio a ridosso del Natale. Intanto un grande augurio a lei, al suo bimbo e come tutte le famiglie insomma che stanno trovando nel centro di Misurina una risposta al problema, alla patologia. Grazie davvero Marisa e buona giornata, in bocca al lupo. Grazie davvero a Marisa Maiuolo per questo appello per il centro di Misurina, un punto di riferimento per le gravi patologie legate all'asma. Noi siamo in chiusura di questa prima edizione, come vi avevo detto, come ogni mercoledì c'è spazio per la straordinaria A3, per la CGIL. Oggi si parla di un tema di grande attualità ed è quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ne parleremo insieme a Sara Pasqualina della segreteria organizzativa della CGIL Treviso e a Valentina Dalle Feste, operatrice Inca Treviso. Dunque noi ci fermiamo, c'è il meteo, la pubblicità e poi torniamo con la CGIL e la straordinaria A3. A dopo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta al centro-sud, mentre sul nostro territorio il tempo migliora. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 novembre. Sul Veneto avremo qualche schiarita soleggiata nel corso della mattinata, ma in questa giornata continueranno a soffiare venti freddi dai quadranti nord-orientali che copriranno il cielo, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra 6 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Avremo parentesi soleggiate al mattino, poi cielo nuvoloso. Neve oltre i 500 metri circa. Soffierà bora moderata in pianura, forte sulla costa. Temperature minime intorno a 2-5 gradi, massime sugli 8-10 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui cielo per lo più molto nuvoloso con sole o qualche sprazzo di sole in mattinata. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. E allora rieccoci qui, straordinaria 3, mercoledì dedicata alla CGIL, un tema molto importante, quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Cercheremo di fare chiarezza su quelle che sono, che cosa si intende per infortuni e malattie professionali, ma anche per capire che cosa fare in caso di bisogno. Saluto Sara Pasqualin della segreteria organizzativa CGIL Treviso, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Grazie, ben ritrovata anche a Valentina Dalle Festa della operatrice Inca Treviso. Grazie per essere con noi, ben ritrovata. Allora cerchiamo subito di fare, Valentina, chiarezza per capire che cosa si intende quando parliamo di infortunio. Alle volte si usano termini errati e allora cerchiamo di fare chiarezza. Il primo elemento l'ha già evidenziato lei e sta appunto nella difficoltà di inquadrare il problema. I lavoratori spesso si trovano nella condizione di ignorare dei diritti e quindi di conseguenza delle tutele che derivano dal fatto della non conoscenza. Quando io lavoro sostanzialmente e mi faccio male lavorando rispetto al tipo di lavoro che faccio, ho diritto ad avere una copertura assicurativa. È molto importante anche il gioco dei ruoli di chi fa che cosa. L'istituto, l'INAIL, è un'assicurazione nazionale pagata sostanzialmente dal datore di lavoro a vantaggio del lavoratore che è il soggetto assicurato. È un po' la dinamica che si ha con le assicurazioni per l'auto, no? Io guido la mia auto e se faccio un incidente sarà ad intervenire la compagnia di assicurazione a rifondere il danno che ho causato all'altro conducente. Ed è anche un po' qui forse il nocciolo della questione, o forse il fatto che molto spesso questi argomenti siano visti sempre un po' di sbiego, a partire proprio dai lavoratori che si fanno magari delle domande sulla opportunità di agire per ottenere questo genere di tutele. Nel senso che si fanno delle domande e dicono: ma se io denuncio questo infortunio cosa accadrà a me piuttosto che all'azienda? Quali saranno le ripercussioni? Questo atteggiamento, che è più che comprensibile, però non dà risposte, non dà giustizia al lavoratore, che resta offeso e quindi privo di una tutela efficace. Questa come premessa. Soprattutto, Quindi, mi scusi se interrompo, sì? In realtà imprenditoriali, in realtà lavorative piccole dove ci si sente in famiglia e si teme che ci possano essere delle conseguenze per il proprio datore di lavoro e per l'azienda nella quale si lavora. Ecco, è vero, è giusta la precisazione che fa e anche questa è un'occasione, ringrazio appunto di essere qui per ribadire che di fatto nella dinamica del chi fa che cosa le eccessive preoccupazioni dei lavoratori o anche degli artigiani stessi nel rispetto delle istituzioni sono eccessive. Perché? Perché comunque anche a livello economico, nel momento in cui si è a casa e si è in infortunio, ci sono degli strumenti legislativi che fanno comunque rientrare l'azienda del dispendio economico per l'assenza, se vogliamo metterci per un attimo dall'altra parte, per un discorso di equità. Certo. E poi magari lo vediamo in un secondo momento, c'è da dire che rispetto a tutta questa partita ci sono delle risposte che l'Istituto dà per 10 anni, restando in tema di infortuni. Quindi io spesso, quando faccio la mia attività di sportello, dico: se io mi rompo una gamba perché
vado a sciare e purtroppo resto zoppo, non lo so, con dei problemi permanenti, questo sarà un problema mio. Se invece cado da una scala e questo problema resta permanente, quindi si configura un postumo, la risposta dell'istituto è molto diversa. Quindi l'INAIL interviene con dei benefici dal punto di vista sia sanitario sia economico. Sara, faccio subito una domanda a lei su quanto è importante intervenire con delle politiche mirate per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ma quanto è importante anche la cultura della sicurezza dell'imprenditore, ma spesse volte anche del lavoratore, che magari sottovaluta quelle che sono le normative che magari l'imprenditore mette a sua disposizione, però magari non ci si mette il caschetto, non ci si mette la scarpa anti-infortunisca perché tanto a me non succede, un po' come quando si va in macchina ad alta velocità perché tanto a me non succede. È importante investire anche sulla cultura della sicurezza. Sì, assolutamente, tanto che in tutti gli accordi che noi sigliamo per la sicurezza, che abbiamo siglato anche a livello territoriale, si punta tanto sulla formazione, perché la formazione è la base per la quale tutti poi possono essere messi a conoscenza di quelle che sono le problematiche della sicurezza del posto di lavoro e di quelle che sono poi le situazioni e anche come intervenire. La sicurezza va fatta sicuramente alle aziende, la sicurezza va fatta sicuramente ai lavoratori e la sicurezza va fatta anche a tutti i soggetti, anche i familiari dei lavoratori e le persone attorno, perché poi sicurezza coinvolge ovviamente a 360 gradi tutti quanti. È importante perché? È importante, uno, perché una persona che parte da casa ha il diritto di ritornare a casa nelle condizioni in cui è partita, e questo lo diciamo sempre. Due, perché oggi il tram che abbiamo sul mondo del lavoro all'interno delle aziende è molto veloce, i macchinari sono sofisticati, lì dove ci sono, in altri casi sono macchinari di una volta, e c'è un'altra modalità anche di lavoro, di organizzazione del lavoro. Quindi bisogna mettere a conoscenza i lavoratori di tutte quelle che sono le situazioni, di proteggere se stessi, quindi di avere tutti i DPI, che sono i dispositivi appunto di sicurezza, nel momento in cui fanno determinate operazioni, e due, di proteggere comunque quelle che sono le regole. Infatti noi come patronato seguiamo molto quelle che sono le regole nel momento in cui c'è un infortunio o anche una malattia professionale, che dopo magari spiegheremo anche bene. Insomma. Entreremo nel dettaglio. 0422 1628 332, numero per intervenire in diretta. Abbiamo già un telespettatore in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Stiamo parlando del vostro programma. Senti una cosa, io ho 42 anni di lavoro. Sì? Fra 6 mesi andrei in pensione, però adesso sono a casa in malattia, che mi devo operare una spalla e dopo probabilmente anche l'altra. Sì. Ho sentito dire che fanno l'ultimo anno di malattia si deve recuperare qualcosa dopo. È vero? Ai fini pensionistici si deve recuperare qualcosa. Allora, prego Valentina Delle Feste. Io darei due risposte. La prima è che se lei ha una decorrenza pensionistica deve stare attento al rispetto del periodo di preavviso che le è stato, che il suo contratto di lavoro impone. Questa è la prima informazione che le do, per cui se la sua malattia tende a protrarsi oltre proprio per ragioni tecniche, deve andare a verificare questo primo aspetto. La seconda cosa è, e questa è un'occasione per dirlo ai telespettatori, che la malattia concettualmente prevista, sto parlando della malattia comune, quindi non di pertinenza lavorativa, come nel suo caso, perché ad oggi la sua spalla non ha nessuna etichetta INAIL che la possa correlare all'attività di lavoro. Quindi la malattia concettualmente e generalmente considerata può essere fruita dal lavoratore per un certo numero di settimane. Okay, c'è una circolare dell'INPS che regolamenta questa cosa. L'ho scoperto seguendo molti lavoratori anche con patologie oncologiche, che purtroppo devono comunque stare attenti a non superare, se assunti come anzianità lavorativa post 2014, le 96 settimane nell'intero arco della vita lavorativa.
Lo dico per esperienza diretta perché avevo trattato un infortunio di un signore che è stato a casa purtroppo per lui molti anni e si pensava ci fosse la contribuzione figurativa a coprire l'assenza, invece questo non è neanche possibile riscattare. Quindi è un'informazione da dare, ritengo opportuna, perché nel suo caso sarà sicuramente inferiore. Però poi deve farsi fare bene il conteggio del requisito del diritto per andare in pensione per non trovarsi delle cattive sorprese. Ecco, mi permetto magari di suggerire. Ha fatto bene, magari consigliamo di rivolgersi a un patronato in modo da vedere qual è esattamente la sua posizione per non avere appunto queste brutte sorprese. Grazie per la chiamata, in bocca al lupo naturalmente anche per i suoi interventi. Deve venire da noi. Ecco, esattamente. E non abbiamo chiesto da dove chiamava, per cui eventualmente insomma gli sportelli della CGIL sono sempre a disposizione, lo sappiamo bene. Valentina, diamo proprio una informazione tecnica. Che cosa fa nel momento in cui una persona si infortuna sul lavoro? E aggiungerei sul posto di lavoro e nel tragitto tra il lavoro e casa, e poi anche se nelle sue mansioni di lavoro è previsto uno spostamento in auto con altri mezzi, perché anche quello è infortunio. Io inizierei però facendo un passo indietro, appunto nel tragitto lavoro-casa è sempre infortunio. Allora, questa è una tipologia di infortunio che viene definita in itinere, è stata introdotta nel 2000, insomma, dove hanno ragionato un po' di più sul concetto di occasione di lavoro. Ad ogni buon conto, per noi che ci approcciamo a queste nuove cose, basti pensare che il percorso che io devo fare necessariamente per andare dalla mia abitazione o dimora al mio luogo di lavoro e andata e ritorno, oppure gli spostamenti previsti per la natura del lavoro che faccio, rientrano in questa casistica. Dimentichiamoci tutti i 30 minuti che sono una leggenda metropolitana, non ha nessun specifico valore la tempistica con cui avviene l'infortunio, bensì rientrano in gioco in questo caso le modalità dell'infortunio. L'utilizzo del mezzo privato, l'automobile, la motocicletta, la bicicletta, devono essere giustificati per esempio da necessità di natura personale irrevocabile, inderogabile, perché necessariamente io potrei, volendo, utilizzare il mezzo di trasporto pubblico. Quindi l'istituto, l'INAIL risponde nel merito quando avviene un incidente stradale e l'utilizzo del mezzo personale è necessitato. In tutte le altre ipotesi, che possono essere configurabili con orari corretti, allora lì c'è la possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico, avremmo più difficoltà a vedere riconoscere questo infortunio. Viceversa, se io sono un lavoratore a turni e non ho a disposizione l'autobus che mi può portare a lavorare in fabbrica all'1 di notte, è chiaro che devo utilizzare la mia auto. Cioè, mi perdoni, se io adesso venendo al lavoro ho un infortunio e risulta che in quell'orario lì c'era l'autobus o il treno, potrebbe non essermi riconosciuto? Sì, io dovrei giustificare il fatto che lei utilizza l'auto perché ha la necessità per tipologia di lavoro di farlo, perché magari è soggetta a degli spostamenti, a erogare la prestazione lavorativa in momenti diversi, o anche quando il percorso, la percorrenza data dal mezzo pubblico risulta poco utile, per cui ho un numero di cambi di mezzi eccessivo, i tempi di attesa eccessivi. Questi sono tutti discrimini molto importanti, per cui io vi invito, se vi capita questo genere di infortunio, di rivolgervi al patronato, perché sarà proprio in questa fase più strettamente amministrativa che avrete bisogno di un appoggio, perché l'INAIL giustamente vorrà conoscere i dettagli dell'infortunio, la responsabilità nei confronti dei terzi e tutta una serie di altre valutazioni. Mentre se ne succedono raramente, ma alle volte raccontiamo di incidenti di autobus, di mezzi pubblici che hanno degli incidenti, in quel caso viene sempre riconosciuto? In quel caso è molto più automatico, semplice, diciamo. Assolutamente sì, perché evidentemente la persona si stava recando al lavoro col mezzo di specie, non... Chiaro. Ecco.
Quindi questo per quanto riguarda l'infortunio in itinere. Se invece accade proprio sul luogo di lavoro, qual è l'iter da seguire, l'iter corretto da seguire? È un'ottima domanda, secondo la mia esperienza, perché è proprio dalla cattiva prassi che nascono i problemi. Quindi se questa è un'occasione per dare le buone regole, la prendiamo di buon grado. Quindi se ci facciamo male sul posto di lavoro dobbiamo sempre esclusivamente rivolgerci al nostro responsabile, dare notizia dell'accadimento. Se abbiamo la fortuna di lavorare in un'azienda sindacalizzata, l'ideale sarebbe informare anche il delegato sindacale dell'infortunio, e questo non è un elemento così secondario, perché il delegato all'interno del luogo di lavoro fa la differenza. E una volta che abbiamo detto che ci siamo fatti male al lavoro, ci facciamo un bel giro al pronto soccorso. Evitiamo quindi l'automedicazione, i ripensamenti del giorno dopo, e quindi io direi andiamo al pronto soccorso, dichiariamo la verità, e cioè che ci siamo fatti male nel posto di lavoro. Il medico a livello di triage verbalizzerà l'accaduto e partirà un'istruttoria molto lineare e molto tranquilla. L'istituto acquisisce l'infortunio, apre il caso e inizia ad erogare dei giorni che servono, si chiamano giorni di prognosi, per arrivare alla guarigione clinica. Durante questo periodo di tempo ci sarà la copertura contributiva e retributiva, buona parte a carico dell'INAIL e la parte rimanente residua a carico dell'azienda, del datore di lavoro. Mi permetto di dare un piccolo dettaglio tecnico, che la parte ad integrazione che poi dà l'azienda molto spesso non è neanche dovuta, proprio perché la parte INAIL comprende quote di 13ª e 14ª che sono a splafone, cioè si dice l'integrazione a volte non è dovuta e quindi di fatto non si crea nessun danno, neppure economico, passatemi l'espressione, al datore di lavoro, insomma. Quindi il lavoratore prende il suo stipendio, i suoi contributi tranquillamente, senza problemi, ha la sua busta paga normalissima. E quindi quali sono i riconoscimenti dell'INAIL? Allora, l'istituto utilizza delle tabelle che sono sostanzialmente calibrate sulla entità del danno permanente. Il danno permanente è una menomazione della nostra integrità psicofisica. Molti anni fa, quando c'era un'altra normativa, non si teneva in considerazione l'aspetto psicologico, forse anche dei danni e dei postumi permanenti, per cui se io avevo un infortunio importante e subivo uno sfregio al volto, questo non andava ad incidere sulla mia capacità di guadagno e quindi questo dettaglio non veniva preso in considerazione. Ad oggi invece dal 2000 in poi hanno introdotto il danno biologico, quindi una serie di valutazioni dall'1 in poi che prevedono un indennizzo economico nella misura dal 6 al 15%. Dal 16% in su invece c'è l'erogazione di una rendita vitalizia, calcolata appunto sulla mia capacità di guadagno. Per i dati invece inferiori, quindi dall'1 al 5, l'istituto, e anche per i gradi superiori, mette a disposizione delle prestazioni sanitarie. Molti ignorano anche questo aspetto. Quindi se io ho un danno permanente perché ho avuto un problema al mio menisco e ho un danno inferiore alla franchigia, avrò comunque diritto per 10 anni a delle prestazioni, per esempio l'esenzione dal pagamento del ticket per il problema al ginocchio, le cure termali, quindi con l'affiancamento dell'istituto sia per le cure sia per i soggiorni e nelle strutture attrezzate, per le protesi e gli ausili, e la possibilità di aggravare il mio danno nel corso degli anni a venire, dei 10 anni. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a voi. Sono Marisa e volevo chiedere una cosa. Io faccio l'assistente familiare, ho 15 km di strada da fare praticamente a ore, non è che sono una giornata fissa. Lavorando con una persona disabile, io purtroppo devo andare in macchina, anche perché non ho collegamenti, la corriera mi ferma a 1 chilometro di distanza. Metti che questa signora ha bisogno di andare a fargli la spesa, io devo per forza andare in macchina. Se mi succede qualcosa, io sono coperta
dal lavoro, insomma, oppure dovrei anch'io andare in corriera? Questo volevo chiedere. Credo che sia un esempio Grazie perfetto, mille. signora. No, grazie a lei per la sua chiamata, perché l'esempio perfetto, mi permetto di dire, altro non può fare la signora. Quindi è necessità È di... l'esempio calzante rispetto a quello che spiegavo prima, per cui lei non ha un'alternativa fruibile e per le necessità del tipo di lavoro e per la per dove si svolge e per le modalità con cui questo viene espletato è necessario l'utilizzo del suo mezzo privato. Quindi nell'ipotesi, spero mai, che capitasse qualcosa, noi avremo piacere di seguirla, ma non avremo problemi nella gestione dell'istruttoria. Entrano in gioco anche esigenze di natura personale, chiaramente, per cui se io ho la necessità, per esempio, di gestire dei familiari piuttosto che dei bambini, in quel caso ho l'utilizzo del mezzo, mi risulta necessario proprio per ottemperare alle mie esigenze di vita. Anche questo è un elemento. Cioè, se io devo andare a portare i bambini a scuola prima di andare al lavoro, dopo su questo dobbiamo discuterci un pochino, però... Perché magari potrebbe portarlo qualcun altro della famiglia. Perché bisogna che, insomma, ci sono dei dettagli un po' tecnici che bisogna considerare. Però il bello di questa materia è che permette anche di avere delle interpretazioni che si creano proprio dalle fattispecie che si vengono a presentare. Ecco, questo. Sara Pasqualina, dal punto di vista della politica, che cosa è stato fatto che anche in poco scuote già la testa, quindi mi sembra che ci sia ancora molto da fare, anche proprio come risorse finalizzate alla prevenzione? Beh, allora, questo è un pezzo che comunque nasce dall'esigenza che dicevamo anche prima di dare veramente interventi concreti sulla sicurezza sul lavoro. E ad oggi l'INAIL è comunque un'assicurazione che diciamo che funziona, nel senso che noi Valentina ci collabora strettamente, quotidianamente, tutti i giorni, però è ovvio che è un'assicurazione che ha determinate casistiche, che lì dove si riesce a fare l'istruttoria nella modalità corretta, si riesce a seguire la persona, il più delle volte si portano anche a casa dei risultati, nel senso che c'è la sinergia corretta tra la tutela della persona e soprattutto dal punto di vista economico, dal punto di vista contributivo, lo spiegava benissimo prima Valentina. È ovvio che l'informazione, quella che stiamo facendo oggi, serve a dare conoscenza e opportunità a un domani per accedere. Ad oggi l'informazione è molto limitata perché abbiamo situazioni, soprattutto nel nostro territorio, dove le aziende sono principalmente piccole, che lì dove succede l'infortunio si cerca di evitare di andare per i canali ufficiali, ma si cerca piuttosto altre soluzioni per una non conoscenza di quella che è quello che saranno i passaggi successivi, nel senso che una persona dice ma non voglio creare casini al mio datore di lavoro, non voglio creargli costi aggiuntivi, lo spiegava prima Valentina, non voglio le mie giornate di malattia, che poi in realtà sono malattie coperte dall'infortunio, possono generare un problema al datore di lavoro e quant'altro. Si crea questo meccanismo di non cultura, la diciamo così, che spesso e volentieri va contro a quello che è il diritto del lavoratore, della lavoratrice che si trova nella condizione di avere l'infortunio. Quindi da un punto di vista politico manca quello, manca il fatto di dare l'impostazione che queste cose vanno fatte per un bene comune e non esclusivamente per un bene di pochi. Perché se c'è una cosa che funziona e funziona bene, bisogna che tutti abbiano libero accesso a farla funzionare senza avere ripercussioni contrarie. Quindi su questa cosa qua, sulla sicurezza, sulla formazione, come dicevamo prima, sulla conoscenza bisogna ancora lavorare molto. E io parlo per il territorio di Treviso perché la provincia di Treviso la conosciamo, perché nelle aziende ci siamo e sappiamo che spesso e volentieri gli infortuni prendono altri percorsi. È più semplice che un lavoratore arrivi da noi dopo 5 giorni che è a casa in malattia a dirci ma è successo questa cosa, adesso oggi posso attivare l'infortunio. Che a volte gli si dice ma se sei caduto dalla scala mentre stavi facendo un lavoro di manutenzione all'interno dell'azienda e ti sei fatto male perché non sei andato al pronto soccorso,
piuttosto di farti portare a casa, stare a casa una settimana in malattia e dopo decidere che il danno è maggiore rispetto alla botta, insomma. Poi stiamo parlando di questo perché è ovvio che se io in ufficio mi taglio con un taglierino, certo, insomma, non stiamo parlando di infortuni adesso, giusto per... Però queste cose qua sono difficili poi da gestire nel momento successivo, nella fase di ripensamento. E qui manca il fatto che non c'è conoscenza di quelli che sono i percorsi. Su questa cosa qua bisogna lavorare, su questa cosa qui la politica deve dare un segnale forte, perché la sicurezza sul lavoro è uno degli argomenti principe, perché oggi lo sappiamo, dalla ripartenza di infortuni ce ne sono stati tanti, di morti sul lavoro ce ne sono stati tanti. La nostra provincia è purtroppo una delle province che presenta più casi, ne ha avuti tanti anche di gravi, e poi è difficile andare a spiegare alla persona che perdono un figlio, piuttosto che il compagno, piuttosto che il padre, piuttosto che la madre, piuttosto che tutto quello che succede, il perché non ci siamo attivati in prevenzione il minuto prima. Insomma, questo è sicuramente uno degli argomenti che noi continuiamo a portare su tutti i tavoli e che a nostro avviso deve essere un fattore culturale, come tantissime altre cose che purtroppo nel nostro paese non funzionano bene. E sappiamo quanto sia difficile poi cambiare la cultura, perché è un lavoro che richiede molto tempo, più che cambiare forse anche una legge. Valentina, abbiamo capito quello che è l'iter corretto da seguire e anche nell'immediatezà, perché diceva Sara, presentarsi, iniziare, aprire l'iter 4 giorni dopo può compromettere tutta la pratica. Un po' un problema. È un problema. E allora quando entra in gioco il patronato Inca? Cioè, perché rivolgersi al patronato? Proprio perché la possibilità, allora questo è un mondo, l'abbiamo detto in premessa, poco conosciuto, ed è un mondo dove ci sono davvero tanti tecnicismi e tante leggi. Io penso che il patronato all'interno del nostro connettivo sociale debba svolgere la funzione di mettere la tutela al centro. Noi abbiamo la parte la parte politica, che è la contrattazione, poi c'è la parte della tutela individuale. Al patronato chiaramente avrò a disposizione il personale amministrativo, per cui avrò il tecnico che riuscirà a spiegarmi meglio le dinamiche e le modalità. Avrò la possibilità di controllare l'iter amministrativo della pratica, e poi la nostra struttura mette a disposizione un'equipe di consulenti esterni. In questo caso, nello specifico, abbiamo un medico del lavoro che si occupa più appunto delle malattie professionali, e poi abbiamo un medico legale. La nostra presenza serve soprattutto per il post, per la chiusura, però io sostengo che appena si ha la facoltà di farlo, di rivolgersi subito ai nostri uffici, perché riusciamo ad entrare direttamente quando abbiamo ancora l'infortunio aperto e quindi gestibile. I postumi sono il punto di arrivo delle pratiche dell'INAIL, sostanzialmente le malattie professionali e degli infortuni. Perché? Perché i consulenti che noi mettiamo a disposizione sono medici appunto che collaborano con noi, che gratuitamente fanno delle visite medico-legali al fine di valutare la congruità del giudizio espresso dall'istituto. E guardate che quando si sta parlando di danni dal 6% in più, si sta parlando anche di indennizi economici, una tantum chiaramente, però di qualche migliaia di euro. Io dico sempre, è bene che le persone lo sappiano. Quando l'INAIL produce il provvedimento di chiusura e ritiene che il danno si collochi oltre franchigia, quindi dal 6% in su, provvede già ad erogare una prestazione economica. Lo scopo del patronato, e forse quel valore aggiunto, sta proprio nel capire se quella valutazione sia efficace e corretta, passatemi il termine, e quindi noi agiamo per far ottenere al cittadino e al lavoratore quindi il giusto compenso.
Questo che ho appena spiegato è un po' il percorso che abbiamo anche nel caso delle malattie professionali, per cui dopo adesso possiamo parleremo. vedere. Mi viene da fare una domanda e immagino che sarà una domanda che molti da casa ci stanno guardando, e sto parlando delle casalinghe, di chi svolge un lavoro in casa, che non ha un contratto, ha pochi riconoscimento, ma è un lavoro alla pari di tanti altri lavori. In questo caso cosa succede se una signora nelle sue mansioni scivola dalla scala, o si fa male, arriva al pronto soccorso e dice mi sono fatta male in casa? Allora, nel rispetto degli infortuni, allora l'INAIL tutela anche le casalinghe purché queste paghino correttamente il premio assicurativo, per cui quel bollettino che le casalinghe conoscono, tra l'altro è anche deducibile dall'imponibile IRPEF, adesso è stato aumentato a 24 euro, mi pare, annuali, se non erro, 24 qualcosa. Rispetto a questa tematica vi racconto una cosa. Prima del 2019 queste povere casalinghe, per avere un riscontro, dovevano, poverine, farsi parecchio male, perché era stato messo un limite altissimo, erano già rendite sostanzialmente, ma rendite gravi. Sappiate che una rendita INAIL a un 16% implica dei danni importanti. Il limite prima era 27%, non vorrei errare perché non ricordo. Dal 2019 invece si è fatto un ragionamento diverso, si è voluto parificare le condizioni delle casalinghe un po' ai lavoratori. Il testo di riferimento resta quello di allora, però il limite è stato abbassato al 6%. Quindi tutte le casalinghe che nell'occuparsi dell'economia domestica dovessero, se ne seguo parecchie, infortunarsi inciampando sul tappeto eccetera, possono venire appunto da noi, il medico valuta il danno. Otterranno un risarcimento, qualunque sia il grado, dal 6 al 15 di 300 euro. E questa è la modifica, hanno abbassato la franchigia al 6 e fino al 15, dove prima invece non c'era nessun tipo di riconoscimento, però l'imponibile in questo caso è di 300 euro e non di più. Poi per i danni superiori al 16%, al 15% si configura la rendita, però c'è stato un atteggiamento, diciamo, da parte del legislatore di apertura nei confronti di queste identità, hanno avuto un riconoscimento un po' più sensato. Per fortuna. Abbiamo parlato di infortunio che è facilmente identificabile, nel senso che cado, mi prendo una botta, insomma. Forse è un po' più difficile la malattia professionale, cioè che cosa si intende per malattia professionale? Si intende la malattia causata dal lavoro, dove esiste una correlazione diretta tra il tipo di lavoro che io devo svolgere per molto tempo, in forma non occasionale ma continuativa. Oggi con il protrarsi del percorso del pensionamento è evidente che l'apparato muscoloscheletrico è quello più vessato, per cui purtroppo si va in pensione sempre più tardi, purtroppo le condizioni di lavoro sono sempre peggiori e quindi inevitabilmente abbiamo visto anche la figura dei lavori usuranti eccetera. Purtroppo i lavoratori sono spesso vittime di queste patologie. Finché non c'è la dimostrazione di un nesso di causa diretta tra il tipo di lavoro e la patologia che è riscontrata, io non posso parlare di malattia professionale. Qual è la differenza? Forse c'è un mondo dietro questa cosa, perché quando io cerco di spiegarlo alle persone che vengono al mio ufficio, dico sempre, di fronte alla reticenza iniziale, nel dire ma se io dico che sono un muratore, non riesco più a fare questo, è meglio che continuo ad andare al lavoro e prendo gli analgesici. Io dico sempre, arriverà purtroppo il tempo in cui, come il signore di prima, dovrai operarti. Quanto ci vuole per guarire una spalla, per esempio la cuffia dei rotatori? Parecchio tempo, perché c'è anche la riabilitazione e prima di operarti probabilmente sarai costretto a stare a casa in malattia perché non riuscirai più a alzare il braccio. Quindi quel tempo ha un peso all'interno del mio rapporto di lavoro, perché la malattia non è infinita e l'abbiamo detto poc'anzi. Se parliamo di infortuni, se ci rivolgiamo al mondo dell'INAIL, questo termine non esiste.
Cioè io posso stare a casa per una spalla anche per un anno e non potrò essere licenziato. Questo forse è il messaggio più importante da dire per chi non conosce questa realtà. Quindi le riserve che il lavoratore si fa rispetto a un riconoscimento che determina l'inabilità lavorativa è assolutamente contrario a quello che avviene nella realtà dei fatti. Cioè io posso lavorare se sto bene, se inizio a stare male devo capire quanto sto male e se non riesco più a fare quel lavoro lo devo dire, perché altrimenti non riesco ad attivare gli strumenti per preservare il mio posto di lavoro. Questo è un po' il ragionamento. Chi deve accertare questa correlazione? C'è una figura di riferimento, il medico del lavoro mi viene, o qualsiasi specialista lo può dire? Allora, il medico del lavoro è il soggetto preposto. Dovrebbe evidenziarlo attraverso le visite periodiche che si fanno, preassuntive, periodiche, eccetera, o su richiesta del lavoratore. Altri soggetti sono il medico di base, i medici dello Spisal, i medici ospedalieri e i medici di patronato. Di tutta questa kermesse io tendo sempre a dire capiamo anche la tipicità della materia, per cui magari rivolgiamoci dove questo è argomento da tutti i giorni. Ecco perché io auspico che da questa trasmissione magari qualcuno prenda lo spunto per muoversi e dire ah, io non la sapevo questa cosa, aspetta, passo al patronato, perché lì per esempio c'è un medico preposto che è della medicina del lavoro di Padova che viene, fa un'intervista che dura un'ora e chiede al lavoratore i dettagli di tutta la carriera lavorativa, fa un'anamnesi completa e procede con il primo certificato di emersione di malattia professionale, quindi c'è un discorso strutturato molto importante. Magari in altre strutture questo non avviene così automaticamente, ecco, mi permetto di dire questo, no? Anche un medico ospedaliero magari ha l'intuizione che la patologia muscoloscheletrica sia lavorativa, ma magari non ha il tempo o il modo di procedere, no? In questo senso intendevo dire. Anche in questo caso le chiedo quali sono le tutele INAIL e come interviene il patronato. Allora, evidentemente si attivano le stesse tutele per i casi di infortunio, la differenza è che le malattie professionali durano 15 anni di garanzie sanitarie ed economiche, quindi la stessa cosa valga per l'esenzione del ticket. Chi ha problemi di natura muscoloscheletrica ha ben presente quanto costi fare delle risonanze magnetiche, gli esami strumentali e tutte le terapie. E quindi anche solo per questo è prendersi carico di se stessi e forse occuparsi della propria salute. Attivare questa tutela significa quindi non avere più questi costi vivi, chiedere il sostegno dell'istituto sulle cure termali, che anche quelle sono utili per la guarigione e il mantenimento dello stato di salute, e chiaramente il discorso più strettamente economico che vede appunto il riconoscimento di un danno biologico oppure di una rendita. Oppure nel caso della sordità le protesi acustiche, faccio degli esempi perché magari i telespettatori possano cogliere l'utilità. È evidente che se il lavoratore in questione è un pensionato di 80 anni, la componente di presbiopia, cioè della gioventù, prevale sull'aspetto meramente lavorativo e chiaramente questo discorso non si può fare. Certo. Ci sono delle tempistiche, perché abbiamo capito che l'infortunio va denunciato, tra virgolette, cioè bisogna avviare l'iter nell'immediatezza. Sì, certo. Per quanto riguarda invece una malattia professionale, questa ha dei tempi perché poi si palesi in quanto tale. E allora? Giusto. Ottima domanda, perché in effetti la differenza è proprio la causa scaturente, cioè la malattia professionale ha una causa lenta e quindi è corretta la domanda. Se riusciamo a intervenire in costanza di rischio è una rima baciata, quindi faccio l'escavatorista, ho le ernie discali multiple e me ne accorgo perché lo sto facendo da 10 anni e sono ancora in attività di lavoro. Questa è una rima baciata, si dice dalle mie parti, e quindi diciamo che giochiamo d'anticipo. Se sono l'escavatorista che contrae le ernie, ma me ne accorgo perché vedo la trasmissione oggi, sono andata in pensione 5 anni fa, lo posso provare a fare lo stesso, viene al patronato, ma diciamo che la strada è un po' più ripida. Però insomma
Si può fare. Assolutamente. Il tentativo lo si può fare. Bisogna sempre tentarlo, nuoce al massimo. sempre provare, sempre. Al massimo è importante. Non va a buon fine. Ci sono proprio dei tempi comunque a seconda della patologia, per essere tecnici. Sì. Ecco, ci sono determinate patologie, determinati tempi entro i quali agire per il riconoscimento. Quindi uno già ha un'idea nel momento in cui magari si rivolge viene da a noi, voi, certo. in base a questo semplice tabellario uno capisce se ha possibilità o meno. Sì. Da ormai quasi 3 anni abbiamo imparato ad inserire in questo discorso anche il Covid, perché per Covid si intende infortunio, si intende malattia, in che termini? Però poi io posso dire, posso avere a che fare con questo percorso nel momento in cui io mi trovo positivo al Covid. Allora, noi siamo anche stati... perché, mi perdoni se la interrompo, ma in questi anni abbiamo tante volte parlato di trasmissioni all'interno dell'ambiente lavorativo e invece della malattia che è stata portata dall'esterno, creando poi magari anche un cluster all'interno dell'ambiente di lavoro. Certo. Per cui insomma è una discriminante non facile da inquadrare. Allora, qui nel corso di questi ultimi anni abbiamo gestito moltissimi casi di Covid-19 che siamo riusciti a far riconoscere come infortuni sul lavoro. È stato un lavoro molto impegnativo, la provincia di Treviso, nello specifico il nostro ufficio, ha gestito molti di questi casi. L'apertura iniziale dell'istituto aveva sostanzialmente ribadito un concetto che aveva già detto molti anni fa. Il rischio, la causa violenta, che è quella che fa in modo che io mi tagli una mano e che è la causa fondamentale che fa nascere l'infortunio, è parificata alla causa virulenta, cioè al fatto che ci sia un agente esterno, quindi in questo caso un virus, che mi penetra nell'organismo e mi fa ammalare. Vi faccio un esempio che io faccio quando faccio dei corsi. È l'esempio dell'infermiera che si punge con l'ago infetto e contrae per esempio l'HCV. Di fatto, quando è arrivata la pandemia, l'istituto, l'INAIL, ha fatto una circolare dove diceva che qualsiasi aveva aperto le porte al riconoscimento automatico dell'infortunio da Covid per tutti gli operatori dell'apparato della sanità. Quindi il primo passaggio era stato fatto per questi lavoratori. Avevano messo poi, con una seconda circolare, avevano introdotto anche l'apertura per gli altri lavoratori. Però chiaramente stabilire, come lei dice correttamente, la genesi dell'infezione era questione di lana caprina, cioè non era così semplice stabilire il caso 1. Allora in questo caso, con dei criteri diciamo di indagine epidemiologica, l'istituto fa lo stesso delle valutazioni e stabilisce se all'interno del supermercato X c'è il caso 1 o il caso 21. Il caso 1 è il caso 1 che ha contratto il virus magari da un parente prossimo, il caso 21 è quello che invece l'ha preso all'interno del supermercato perché lavora o condivide degli spazi, gli spogliatoi, piuttosto che il luogo di lavoro. Quindi su questo c'è stato un fiorire infinito di pronunciamenti, però posso dire anche, lo dico, abbiamo fatto avere dei riconoscimenti anche a molte persone in questo senso, per cui vale sempre la regola di passare ai nostri uffici, capire se ci siano le condizioni e chiedere questo tipo di intervento. Qui Prodest certo serve perché se per assurdo dovessimo verificare che tra qualche anno il Covid produrrà delle conseguenze di un certo tipo, avere un riconoscimento in termini di infortunio sul lavoro garantirà al soggetto un bel po' di tutele sanitarie ed anche economiche. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, ma dopo le chiederò allora, da infortunio potrebbe diventare malattia il Covid, se nel lungo tempo provoca delle conseguenze un po' alla pari di trasportare del legno. Dopo ne parliamo. Pubblicità.
Rieccoci in diretta, stiamo parlando insieme a Valentina Dalle Feste, a Sara Pasqualin di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Siamo arrivati al tema del Covid, che rientra in questa casistica da 3 anni ormai, e si è parlato di Covid come infortunio non come malattia, e quello che però si stava dicendo è che se dovessimo arrivare, studiando il virus che si sta già parlando di long Covid, quindi di conseguenze nel lungo periodo lasciato dalla malattia, che cosa dovrebbe fare il lavoratore che si rende conto di essere magari anche limitato? Perché lo ricordiamo che tra le conseguenze del long Covid c'è la stanchezza, c'è anche la nebbia mentale che compromette anche quella che poi è la resa sul lavoro. In questo caso cosa si fa? Allora, si va alla CGIL. Certo. No, dovremmo valutare. Allora, c'è un discorso un po' più preciso, nel senso, se io guarisco dall'infezione e permangono i postumi, si va alla CGIL perché c'è il medico legale che dovrà stabilire se l'anosmia, per esempio la perdita dell'olfatto, ha una valenza dal punto di vista dei punti percentuali e altre questioni, come lei correttamente diceva, rispetto alla stanchezza piuttosto che altre cose. Questo long Covid come postumo. Mentre il fatto e il valore aggiunto di avere il riconoscimento dell'infezione Covid come infortunio sul lavoro sta nella gestione dei danni a venire. Se io mi ritroverò ad avere una trombosi venosa profonda e sarà stabilito che la causa determinante fu l'infezione da Covid che presi nel 2020, allora potrò chiedere ad INAIL, posto e premesso che sia dimostrabile. Adesso non è che noi facciamo con la bacchetta magica le cose, però strutturalmente avremo la possibilità di veder riconosciuto un danno successivo e quindi un aggravamento di quella forma morbigena. Questo è il punto di vantaggio che fa la differenza, come dicevo prima, tra la malattia comune e l'infortunio stesso. Ecco perché vale la pena, come diceva Sara, di fare le cose nel modo giusto, perché noi solo in questo modo potremo avere delle garanzie per tutelare la nostra salute per gli anni a venire. Questo è un po' il ragionamento che dovremmo fare come lavoratori. Abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Luisa da Padova. Prego. Posso parlare con la signora Valentina un attimino? Dovrei farle una domanda. Prego, è a sua completa disposizione. Grazie mille. Allora, io lavoro in una mensa scolastica e una settimana fa mi è capitato un edema alla mano destra e praticamente si è gonfiata la mano, avevo già male, avevo già male al pollice, diciamo, da un po' di mesi, e questa mano destra si è gonfiata e si è praticamente rattrappita e quindi è diventato un pugnetto. Mi sono svegliata così e sono corsa al pronto soccorso. Naturalmente prima ho avvisato l'azienda che non potevo andare a lavorare in questa maniera. Sono stata lì tutto il giorno, purtroppo, perché è codice bianco, però mi hanno praticamente dato un periodo di riposo di 10 giorni naturalmente con delle medicine da prendere e delle pomate da darmi, insomma, ecco. Diciamo che il certificato medico scrive edema mano destra con impotenza funzionale, a che io ho cominciato un attimino a pensare di già che potrei avere una malattia professionale, perché in queste 2 ore e mezza che io lavoro tutti i giorni, da lunedì al venerdì a scuola, è un lavoro di 2 ore e mezza, ma dovrebbe essere fatto, a mio avviso, almeno 3 ore e mezza. Loro vogliono che tu stringi i tempi e lavori in una maniera talmente veloce e come una macchina da guerra, diciamo, però questo è il lavoro che naturalmente mi posso permettere anche per l'età che ho, perché ho 60 anni. Ecco, quindi sono 8 anni che lavoro nelle mense scolastiche. Prima facevo
l'impiegata e tutt'altre cose. Signora, insomma. mi perdoni, ma ho poco tempo a disposizione, quindi lei chiede adesso cosa fare, immagino, cioè se effettivamente questa può essere considerata malattia. Io adesso da non molto mi sono iscritta alla CISL di Padova, perché non ho visto chiaro la situazione e quindi fatalità ho cominciato questo percorso con loro. Spero di andare avanti, naturalmente mi presenterò con questo certificato medico e penso di fare la strada giusta, se non altro avere un medico del lavoro che mi visiti e che mi dica cosa devo fare, se devo andare avanti a terapie con la mia cioè al mio portafoglio, col mio portafoglio, oppure se magari potrò approdare a terapie che non mi costino nulla, visto che abbiamo a disposizione. Certo, intanto in bocca al lupo, signora, per questa sua Grazie. per questo suo problema. Chiedere un attimino se sono sulla strada giusta come mi è stato consigliato. Grazie. Adesso magari posso riprendere un attimino il televisore per ascoltarvi. Certo, perfetto, la lasciamo allora andare a raggiungere il televisore per ascoltare la risposta. Grazie signora Di Valentina. Insomma, il percorso sembra, poi chiaramente bisognerà che qualcuno accerti se c'è questa correlazione. Sì. Allora, la risposta in questo caso è, io la dico proprio facile, la diagnosi. Esatto. Cioè partiamo da una diagnosi, lo dico alla signora, lo dico a chi ci ascolta. Prima dobbiamo dare il nome alle malattie e poi facciamo dei ragionamenti. Se la diagnosi è una patologia, che può essere la rizzartrosi, ce ne sono parecchie del settore mano-braccio che vengono proprio, come diceva la signora, la telespettatrice, dal fatto della presa dei movimenti di Pink, si chiamano, cioè la presa continua, lo spostare i vassoi. Io ho gestito molte cuoche delle mense scolastiche, aiuto cuoche, proprio perché hanno queste grandi padelle oppure le devono movimentare. A volte si parla di problemi alla mano, tunnel carpale, però anche in questo caso la diagnosi è il primo elemento. Il secondo elemento è un buon consulente che le dica se c'è una correlazione diretta e questo sarà il compito del medico, e poi ci sarà la fase del riconoscimento da parte dell'INAIL. Per essere più precisi, non era un infortunio sul lavoro, io infatti mi sarei stupita se le avessero aperto un'istruttoria dal pronto soccorso, perché lei in effetti ha avuto lei ha un quadro clinico, secondo me, che fa propendere per una malattia professionale. Non è stato il vassoio che l'ha urtata da cui è determinato l'edema, ma l'infiammazione dell'area, che è probabilmente frutto di un'usura di quell'arto e della tipologia di lavoro che svolge, come lei diceva, con dei ritmi importanti e imposti. Ecco, quindi secondo me sì, la risposta è corretta e le faccio i miei migliori auguri. Insomma, l'iter avviato è quello corretto, poi naturalmente bisognerà trovare, insomma, la correlazione. Sara, in tutto questo gioca un ruolo importante lo Spisal, in fase che sappiamo intervenire laddove c'è un infortunio, ma anche in una fase di prevenzione. Sì, assolutamente sì. Poi lo Spisal è quella parte che è mancata molto durante anche il periodo del Covid, diciamocelo, perché purtroppo per emergenze e per priorità era stato messo a fare deviato a fare altri incarichi. Abbiamo chiesto un aumento di personale, perché lo Spisal era comunque con condizioni di personale abbastanza ridotto, e poi lo Spisal è il soggetto che deve andare a fare i controlli, è il soggetto predisposto per fare i controlli nelle aziende, quindi di conseguenza deve avere da un punto di vista i tempi e dall'altro punto di vista anche le persone per poterle mandare a controllare quelle che sono i DVR, quelle che sono tutte le valutazioni dei rischi che vengono fatte nelle aziende, e a controllare anche quelle che sono le segnalazioni che facciamo noi come CGIL, perché ovviamente essendo all'interno delle aziende io so che molte categorie, in primis anche io quando operavo appunto in Fly, li chiamavamo spesso e volentieri perché individuavamo delle cose che non funzionavano nel modo corretto. Quindi lo Spisal è l'ente preposto per
intervenire a fare il controllo, ma soprattutto intervenire a far cambiare le cose, e questa è la parte più importante di tutto questo pezzo, nel senso che bisogna poi intervenire. Certo. La cosa che manca è che anche se sono state investite le persone con il personale, quindi nel senso che abbiamo aumentato le persone, perché la Regione Veneto ha fatto questo ragionamento, la provincia di Treviso l'ha fatto, insomma dopo anni di segnalazioni sono state inserite delle nuove persone, è che poi dobbiamo dargli veramente il margine per poter fare la differenza nel momento in cui vanno nelle aziende, di avere le formule per far cambiare le situazioni. Devono avere la parte giuridica importante di tutela, nel senso di poter intervenire direttamente e poter far cambiare le cose, e soprattutto non avere altri impatti. Ad oggi lo Spisal è un soggetto, io non vorrei andare oltre nella discussione, ma è un soggetto che è molto legato ai controlli burocratici delle carte. Spesso e volentieri c'è una valutazione da fare all'interno delle aziende che va oltre la presa visione dei documenti. Ecco. Se mi permettete questa... Snellire un po', insomma. Va snellito il lavoro burocratico, va molto più fatta interventi diretti, perché purtroppo i dati ci dicono che gli infortuni ci sono, che i morti sul lavoro ci sono e che la sicurezza, come dicevo prima, è una priorità anche per il territorio di Treviso. Assolutamente. Io ho 3 minuti prima della chiusura, ma ci terrei a evidenziare un'altra casistica. Prendiamo un lavoratore che ha già un riconoscimento INAIL per malattia professionale o infortunio, le cui condizioni di salute nel tempo si aggravano. Che cosa deve fare? Allora, in questo caso deve produrre evidentemente nuova documentazione sanitaria che attesti l'aggravamento, quindi se mi sono infortunata alla caviglia dovrò, tramite l'esenzione del ticket portata a casa dal riconoscimento, chiedere al mio medico di base nuovi accertamenti diagnostici esenti dal peso del Servizio Sanitario Nazionale, lo dico per correttezza. Dovrà rivolgersi appunto al patronato, dove ci sarà la possibilità di essere sottoposti ad una visita medico-legale ai fini dell'accertamento di questo aggravamento. Qualsiasi aumento di punteggio nella range 6-15 determinerà, almeno per la prima volta, un adeguamento economico, quindi un maggiore indennizzo, con l'obiettivo poi, si auspica sempre di no, del superamento del 16 per ottenere una rendita vitalizia, vita natural durante. Quindi è un tipo di prestazione che non è da sottovalutare. Nel caso di alcune patologie di natura professionale, non dimentichiamo che ci sono anche le patologie oncologiche causate dal lavoro, l'esposizione alle ammine per i tumori alla prostata, insomma una serie di patologie che hanno una correlazione diretta e che spesso non vengono evidenziate, perché nel protocollo di cura oncologico spesso l'elemento della causa generante viene messo da parte per dare spazio alle cure, no? Al percorso di cure, quindi ci si dimentica della possibilità di ottenere notevoli tutele previdenziali. Grazie davvero a Valentina Dalle Feste, grazie a Sara Pasqualin per averci dato qualche strumento in più per capire come muoversi, come agire nel caso, ce lo auguriamo tutti non accada, di infortuni o malattie professionali. Grazie davvero ad entrambe, grazie naturalmente a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata.